si parte oggi giovedì 13 febbraio 2025 con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Adriano Bordignon, 100 della famiglia Treviso, grazie veramente Bordignon di essere qui, e saluto anche Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia. Grazie sindaco di essere qui con noi. Quante cose Miranda, questo sindaco che ha da raccontare, questo sindaco in prima linea che fa tutto dappertutto, almeno mette la goccia nell'oceano, no? Non è importante la goccia, sindaco. Allora però io partirei, assolutamente. Grazie sindaco, proprio da Adriano Bordignon, che conosco da tanti anni. Lui è stato anche referente di Volontari Insieme, era il presidente Volontari Insieme, una persona che ha avuto molto riguardo per capire i problemi delle famiglie, perché qui si parla di problemi di famiglie e di persone. Invece noi continuiamo a dividere, Bordignon, ragazzi, ragazze, anziani, anziane, che io li chiamo diversamente giovani, mariti, mogli, invece di parlare di persone. E il problema è che c'è una confusione in giro e che ne pagano le conseguenze sono le fragilità, che non vengono ascoltate, non vengono capite, non hanno parola e non sanno a chi rivolgersi. Io dico sempre, lo dico anche al sindaco, noi abbiamo tanti ascolti, tanti alert, però alla fine se chiamano Sveglia Veneti o chiamano la Mirella vuol dire che qualcosa non quadra, perché come hanno il numero della Mirella dovrebbero avere anche il numero di qualcun altro, visto che sono anche pagati da noi. Dicono i servizi sociali non sono abbastanza, come numero parlo, per sopperire a tutte le richieste che ci sono, molte volte sono chiusi, non si sa a chi rivolge, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, schiaccia 4, almeno schiacciano Sveglia Veneti e risponde qualcuno. Non sarebbe tempo di capire, anche perché c'è un asset molto importante che è Volontari Insieme, questo Volontari Insieme che mi sembra che non funzioni, vedo le associazioni che sono venute qui in trasmissione, che non si sono presentate anche a questo importante convocazione per il rinnovo del direttivo, perché erano in 7-8, tra i quali 2 che si presentavano 2 volte. C'è qualcosa che non torna. Non le sembra che ormai abbiamo un sistema sorpassato, nel senso che Volontari Insieme, io questa idea poi vorrei sentire anche il sindaco cosa ne pensa, dovrebbe essere fatto da associazioni, che ci sono, mi sembra che siano più di 350 associazioni rappresentate, e ogni anno dare la possibilità a un'associazione di dirigere il gioco. Un anno lo fai tu, un altro anno lo fa un altro, perché io sono dell'idea che più idee, più forze possono anche scaturire delle idee nuove, squadre nuove. Io vedo molti giovani con tante idee, però la parola è Bordignon, tanto non mi ascoltano, non conto niente. Dai, ho questo microfono stamattina, ma poi lo metterò a posto. Allora, cosa ne pensa di questa idea di non dare la possibilità anche di esprimere, di dirigere questo treno enorme per vedere anche dove si arriva, perché siamo completamente fermi, associazioni divise, sempre in lotta, non ci conosciamo e poi troviamo l'anziano in forte difficoltà, i suicidi, i ragazzi, le famiglie. Prego Bordignon. Direi che con questa apertura potremmo parlare 2 giorni, fare 2 giorni di convegno, perché sono temi veramente significativi dove tanti potrebbero portare i contributi. Saluto intanto l'amico sindaco Crosato, che so è impegnato nel suo territorio, e come altri sindaci e amici amministratori sollecito spesso con proposte, con informazioni, perché i sindaci in sostanza sono i più cari amici delle famiglie e delle persone. Delle volte ce ne lamentiamo, delle volte insomma li sollecitiamo, ma sono coloro a cui bussiamo alla porta e abbiamo una risposta. È più difficile farlo con la regione, è praticamente impossibile farlo con il livello nazionale per un cittadino. Quindi le province non si sa ancora che fine faranno. Non si sa, e quindi teniamoceli cari. Io mi sono segnato 2-3 appunti. Allora, è vero, ci sono problemi e criticità crescenti. Questa nostra epoca è un'epoca delle complessità. A ogni complessità abbiamo saputo anche dare un nome grazie agli studi, alle scienze sociali, e quindi abbiamo anche delle possibilità di dare le risposte. Abbiamo anche un patrimonio, perché parliamo di sindaci che sono oltre che appassionati, sono competenti, hanno una rete.
Prego. Sì, parliamo di un terzo settore che comunque resta vivace, parliamo di un mondo delle parrocchie, delle Caritas, degli oratori molto attivo, e parliamo di cittadini che comunque cercano anche in modo diremmo non ordinato di dare delle risposte, perché convocati dai bisogni degli altri. E poi c'è anche la tua trasmissione, insomma persone, soggetti da cui normalmente non ci si aspetterebbe da una TV un'attenzione in questo senso, che cercano di dare risposte. È vero però che i problemi sono tanti, e è vero che in questo senso ci sono delle antenne nel territorio che sono le associazioni di volontariato. Io sono stato per 4 anni presidente di Volontari Insieme di CSV di Treviso. Mi avevano insegnato che il volontariato è antenna del territorio, cioè riesce normalmente, se funziona, a raccogliere le istanze, le problematiche emergenti prima che le istituzioni possano farlo e dare già delle risposte, perché il volontariato non nasce per sostituirsi alla pubblica amministrazione né per farla risparmiare, ma per raccogliere, data la vicinanza, la prossimità con le persone, i problemi, e dare una risposta ponte, una risposta vicina nella dinamica della sussidiarietà, cioè chi è vicino al problema sa come darla. Poi le amministrazioni hanno dei tempi più lunghi, hanno dei permessi, hanno dei budget, e lì si cerca di lavorarci. Allora, su questo un terzo settore che sia vivo, che sia generativo, che sia coeso, è un elemento strutturale, tant'è che anche gli studiosi parlano di questo come uno degli elementi fondamentali di quello che è il capitale sociale. Cioè, per la ricchezza, il valore di un territorio non conta solo quante fabbriche hai, quanti macchinari, quante braccia, ma la coesione sociale, la capacità di dare le risposte, e da questo punto di vista siamo ricchi. Il problema è che non possiamo lasciar depauperare questa ricchezza. Questo corpo vivo va mantenuto e va alimentato. E quindi c'è una responsabilità in capo a tutti i soggetti di essere responsabili, di rispettare le regole del gioco, di promuovere la collaborazione con gli altri, l'alterità e la valorizzazione del diverso. E questa è anche l'esperienza che ho vissuto. Sulla proposta ci sono 2 questioni che tu hai messo e vado molto rapido. La prima è il turnover annuale. Io su questo non sono d'accordo. Penso se Emanuele dicessimo ogni anno cambiamo sindaco, e così c'è un po' di turnover, lui direbbe sono 2 cose diverse. Sul primo mandato io comincio a strutturare le cose, poi il secondo mandato, allora serve una programmazione, come nelle famiglie serve una programmazione, e nelle associazioni, tutte le associazioni, il RUNZ ci ha portato a 4 anni la media del rinnovo. Allora si tratta di vivere effettivamente in modo democratico, non solo ai momenti elettivi, ma lungo la vita e il ciclo di vita del percorso, attivare strumenti di raccolta delle istanze e dei problemi, e poi appunto dedicare appunto un'azione che sia strategica e responsiva a tutti i bisogni. Quindi su questo bisogna trovare strumenti nuovi di maggior partecipazione, ma un turnover annuale lo vedo difficile. Sul tema giovani è l'altra grande questione. I giovani, per troppi aspetti, noi stiamo sempre più facendo in modo che diventino un problema invece che una risorsa per le comunità. Parlando del terzo settore del volontariato, non è un problema di questi giorni, ma è atavico, facciamo fatica a farli entrare, a dare loro responsabilità, a farli provare, a farli sbagliare, e i giovani hanno bisogno anche di questo. Non possono essere sempre in seconda, terza, quinta, 10ª fila, dobbiamo anche prenderci il coraggio di metterli davanti. E in effetti io avevo pensato, e lo dico al sindaco Crosato, al turnover di 1 anno, perché siamo in tanti e non riusciamo, neanche se ce la mettiamo tutta, a far sì che tutti facciano questo. Allora io ho pensato a questo perché io mi incontro questi presidenti, queste associazioni, e sono tutte demotivate, perché non sono intrigate, specialmente i giovani. Noi vediamo anche quando ci sono i convegni, sono i soliti noti. Io non vedo giovani, io non vedo associazioni che sono nel territorio, addirittura non sanno dei convegni, non partecipano perché non sanno. Lei cosa ne pensa? Sentiamo anche il sindaco, perché è vero che il sindaco, ma sono 2 ruoli completamente diversi. Qui c'è una forza lavoro, una forza di aiuto incredibile che abbiamo. Non è possibile che in Veneto dai primi posti come volontariato siamo arrivati al 18° posto, al 20° posto. Vuol dire che qualcosa non funziona. Prego, sindaco.
Beh, intanto saluto l'amico Adriano e credo che la risposta sia anche in una delle tematiche che affronta Adriano. Io Adriano lo seguo sulla parte del forum delle famiglie, contro lui al tema della denatalità. Io mi arrabbio sempre perché quando parliamo di denatalità non pensiamo, magari spesso anche come amministratori, all'inizio, cioè al fatto che se tu alla famiglia non dai la possibilità di comprarsi una casa, non avrà poi una famiglia. E questo è il grande tema sarebbe molto semplice da risolvere, però è complicato perché abbiamo depauperato un po' tutta l'amministrazione pubblica per quanto riguarda il patrimonio abitativo. Ha detto questo, lui prima ha detto i giovani non gli permettiamo di sbagliare, quindi anche nelle associazioni vediamo sempre più anziani, forse anche perché non c'è una spinta dal basso, non c'è la volontà di scalare l'associazione come non c'è la volontà di scalare l'amministrazione pubblica, e i giovani di prendersi dei ruoli anche, diciamo, come abbiamo fatto noi, sgomitando un po' verso gli anziani. Non c'è più questa voglia di sostituire, di far vedere che si vale per paura di sbagliare. Perché quando un ragazzo sbaglia siamo i primi a dire che ha sbagliato, a fargli pesare la cosa. Quando gli sbagli non sono altro che dei momenti che abbiamo superato tutti nella vita professionale, nella vita personale, da cui abbiamo tratto degli insegnamenti. Bisogna non aver paura di sbagliare e di andare avanti. E le associazioni credo vivano anche questo periodo. Se tu vedi, Mirella, cioè nel mio territorio sono sempre quelli purtroppo, non c'è un ricambio generazionale dovuto a tanti motivi, anche la denatalità, dovuti al fatto che comunque l'integrazione forse non è ancora entrata nelle associazioni, e quindi anche lì, quando avremo una spinta anche da quella parte di voler integrarli al massimo e riuscire a fargli capire che il terzo settore per noi è stata una cosa fondamentale, importantissima anche nel recente passato, senza ricordare momenti tristi, e per noi questo è il fondamentale, riuscire ad avere un ricambio generazionale, perché poi sono quelli che mi fanno la protezione civile, quelli che mi fanno la Proloco, quelli che mi fanno le attività benefiche, quelli che mi raccolgono i fondi, quelli che poi vendono i prodotti, i mercatini per raccogliere fondi per aiutare le famiglie, sono sempre quelli, poretti. È vero, però è anche vero, Sindaco, che se guardiamo abbiamo queste realtà, abbiamo questi giovani. Io penso ad esempio alla Caritas, quando li raggruppa sono tantissimi. Penso alle associazioni di animali, che si ho all'EMPA, ad esempio, che ho avuto ieri, e là ci sono i giovani. Penso agli scout, e là abbiamo i giovani. Il problema è che non uniamo, dividiamo, ognuno fa le proprie cose. Anche. Se invece li mettiamo assieme, che era quello che io volevo fare a Villa Margherita, e Bordignon lo sa, penso lo sappia anche lei, era quello di fare Villa Margherita inclusiva. Cosa voleva dire? Includere le realtà del territorio, dai diversamente giovani, al mondo della disabilità. Però vede, Sindaco, il problema è che nel nostro bellissimo paese le due parole fondamentali sono dividi e timpera. Questa è la verità. Perché finché io tengo diviso, riesco a gestire la situazione. Tanto è vero che il mondo del volontariato va male quando è entrata la politica. C'è niente da fare. Perché? Perché la politica, che poteva entrare benissimo, perché io penso che nessuno avrebbe detto di no, di mettere persone competenti, persone che sanno. È quello il grande problema, che noi non sappiamo a chi rivolgerci perché non siamo capiti. Allora cosa succede? Sì, perché la visibilità, è logico, non vuole la visibilità. No, vogliamo includere, vogliamo essere uniti. Io non posso sentire che un ragazzo della consulta provinciale non sa neppure cosa sono i CEOD. Ma vi rendete conto? Nel 2025, i ragazzi, il futuro. Ma come? Abbiamo questi ragazzini che sopra le righe perché la droga, che di là si sono bevuti il cervello, non sono loro. Io ho parlato, l'ho detto anche ieri con un amico di uno di questi, ha detto Mirella non era così, si è bevuto il cervello con la droga, non è più lui.
questa droga che dilaga anche per pochi spiccioli, la trovano, perché è l'età del rischio, l'abbiamo provato tutti, è l'età del rischio. A quell'età, se non sei inserito e controllato, alzi l'asticella perché vuoi provare il brivido. Il brivido può essere provare la droga, correre forte, ubriacarsi, ma non ci sono le regole. Ma quando io sento un ragazzo, Bordignon, che mi dice: sai Mirella, sono confuso perché non so più chi è mio papà, mia mamma e i miei fratelli, ho 3 mamme, 2 papà, 6 fratelli, tu mi dici vai a casa, su quale casa devo andare, tutta una lite. Capisce che sono queste le fragilità che poi troviamo nelle piazze? Lei ride, sindaco, perché io ho il coraggio di fare questo, a parlare con loro, anche se prima di aprirli ci vuole, perché sono chiusi, vero Bordignon? Hanno una noce talmente grossa che prima di aprirla hai voglia che parli, perché non si fidano più, perché il terrore è di non essere capiti, che le loro parole siano travisate, e poi le etichette che dice lei. Uno spaccia una cosa, diventa un spacciatore, magari che ha dato una bustina per la prima volta. Repressione, subito, carceri, si sovraffolano 27, ho avuto l'associazione La Prima Pietra, 27 su una stanza e continuiamo a dire mettiamoli in carcere. No, mettiamoli a lavorare, mettiamoli a far sport, poi alla sera rientrano in carcere. Ma durante la giornata mi vuoi spiegare la politica che decide carcere? Cosa fanno questi ragazzi a quell'età con un'energia incredibile magari? Perché io vado, parlo con loro e mi dicono fammi lavorare, cavolo, e cosa sai fare? Qualsiasi cosa, ma fammi lavorare, muoversi, movimento, non ce la fanno più. E poi Bordignon, io la vedo così. Allora, sì, la questione dei giovani penso sia una questione che dovrebbe essere al centro della nostra riflessione prima, per fare un ragionamento che sia condiviso, cioè riportare a una certa unità differenti pensieri, perché abbiamo bisogno di un pensiero unitario su questo. E va considerato, a mio avviso, io ritengo che i giovani siano la parte di popolazione più fragile oggi. Più fragile per diversi motivi dal punto di vista economico. Sappiamo che la ricchezza, la disponibilità economica è spostata verso la silver age, cioè le persone adulte o pensionate. Sappiamo che non hanno patrimonio immobiliare, sappiamo che non hanno lavori stabili, sappiamo anche che hanno una fragilità personale di cui lei e anche il sindaco raccontavate, che è evidente, nata però non dal nulla, nata dalle storie familiari, dalle esperienze che sono state vissute. C'è anche un'altra caratteristica, perché normalmente i giovani sono cresciuti, e il sindaco Crosato lo raccontava, conquistandosi degli spazi rispetto a un mondo che è adultizzato, e quindi avevano meno risorse, ma avevano il numero. Oggi i giovani sono anche pochi, hanno una capacità scarsa di farsi rappresentare, hanno un numero elettoralmente insignificante, non possono rovesciare una dinamica territoriale, perché chi vota sono soprattutto gli anziani, e poi appunto sono troppo spesso gravati fin da giovani da esperienze relazionali che un po' li segnano. Allora, su questo noi dobbiamo scegliere oggi se fare dei giovani il nostro problema capo espiatorio oppure la nostra risorsa fragile da capacitare. Allora, su questo ne va delle scelte del futuro, l'approccio, lo stile. È indubbio che qualora ci sia una delinquenza va punita, certo, va bloccata, ma l'obiettivo qual è? È quello di segnare una persona per sempre o dare uno strumento perché questa persona possa migliorarsi e diventare un cittadino appropriato? Ecco, questa è la dinamica che oggi ci chiama. Io penso che tante persone si stanno muovendo, noi stessi come Centro della Famiglia, oltre a fare tutta l'attività di supporto psicologico, consulenza ai ragazzi, ai genitori, stiamo lavorando, e questa mi sembra una cosa molto interessante con la polizia municipale sia di Treviso che tutte quelle dello Pitergino Bottense, per dare uno strumento agli agenti per interagire con questi giovani in modo dinamico, in modo propositivo, sapendo qual è la questione della legalità, ma sapendo anche la centralità della persona. Ecco, si tratta di fare una nuova alleanza, perché o teniamo lo sguardo sullo specchietto retrovisore, sui diritti acquisiti, sui vantaggi personali, sullo status quo, o se pensiamo di amare l'Italia dobbiamo fare in modo che i nostri giovani stiano meglio, e stando meglio loro possono far stare meglio il paese. Rinaldo, vai Rinaldo! Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. E allora, conosciamo il problema dei volontari,
va bene, faremo tutto e non siamo buoni a risolvere questo problema. Perché? Perché non c'è la volontà politica. Di cosa ne ricerca? Il problema lo conosciamo benissimo da anni, non avrei altro che risolto, ma è robe che sono inaccettabili, Mirella. Per esempio per i giovani che sei i minorenni, quante caserme che si sfitte, buttare via. Li mette a posto che le caserme, ti fa solo al dormitorio e sotto un laboratorio di lavoro e gli insegna un mestiere, gli insegna qualche cosa, giusto? E ti ha risolto il problema. Su 100 te ne sai 80 perché impara un mestiere. Ma se non capisco, amico, che ho fatto la quinta elementare, adesso c'è tutti studiosi, perché al minimo c'è un laureato, va bene? Ma nella vita cosa c'è? Non va niente. Perché che vita che noi offriamo oggi ai giovani? Niente, non gli dà venire, non gli dà lavoro, non gli dà niente. Bisogna e poi sbagliare. I giovani vanno a sbagliare, perché sbagliando impara a camminare. Mirella, io ho tanti anni, ma cos'erano più iniati? Io non sbagliavo negli altri. I vecchi non lo accomodava perché pensavamo diversamente, però erano più educati contro le persone anziane e in famiglia gli insegnava l'educazione. L'educazione era una roba rara e la vedevamo tutti, ognuno a modo suo, però quando venivamo uno in pullman a dire se alzavamo, violavamo. Adesso anche le trasmissioni che si fa per televisione, si parla dei morti, dei cadaveri, dei delitti avanti mesi e mesi, va bene, mi fa che un po' di trasmissione, come saremmo, che fa schifo, solo da tutti i scheghi che butta via per fare una trasmissione del genere. Mi potrebbe aiutare, tanta che è povera gente. Una volta, festival essere... Sì, ma non sta a fare un libro, taglia un... Ma adesso sul festival, tutti con le stampine, pitturai, tatuaggi, fin sulle leggi, i mudati, ma da cosa siamo arrivati? Facciamo schifo, guardiamo quello che se meritiamo e ti vedi che i nostri politici, invece di tappare 150.000 euro all'anno, chi va a lavorare, che se imparasse a sapere cosa che vuol dire tappare una carta da mia e lavorando. Grazie Rinaldo, devo tagliarmi, se no non ce la faccio, ma sei stato chiaro come sempre. Sindaco, quello che traspare il malessere della popolazione, il 50% che non va a votare, dovrebbe far riflettere la politica, c'è qualcosa che non torna, però si potrebbe migliorare, si potrebbe fare, volendo fare però, cercando come fate voi ad esempio, quello che avete fatto, facendo squadra anche tra sindaci per aiutare la comunità, mettere in sicurezza. Andiamo a vedere allora queste pattuglie serali antifurti, Cessalto, Chiarano e Meduna. Andiamo a vedere. La polizia di prossimità diventa polizia che garantisce sicurezza sociale, perché alla fine questo hanno bisogno i nostri territori. Tranquillizza anche le persone nel momento che chiedono determinate situazioni di aiuto oppure anche solo un consiglio, quindi sì, diventa anche una figura di psicologo. Già 3 pattugliamenti eseguiti in via sperimentale, controlli straordinari resi possibili grazie alla formazione di pattuglie miste composte da sindaci e agenti di polizia locale. Una sperimentazione unica nel suo genere, resa necessaria per sopperire alla scarsità di agenti assegnati ai piccoli comuni. Iniziativa partita da Chiarano, che ha trovato subito il consenso dei vicini Cessalto e Meduna di Livenza. A camminare fianco a fianco c'è un agente di polizia e un sindaco. La pattuglia è formata. Credo che dare anche il buon esempio da parte del sindaco sia apprezzato dai nostri agenti ma anche dai cittadini, perché comunque siamo pubblici ufficiali, comunque conosciamo il territorio. Fa da deterrente la nostra posizione, anche il fatto di vederci nel territorio aiuta molto a tranquillizzare le persone. Un ruolo, quello della polizia locale, cambiato negli anni anche per rispondere alle esigenze dei cittadini, a partire dal bisogno di essere ascoltati. L'importante è che creiamo una sinergia e ci diamo da fare per il benessere dei cittadini. La nostra figura è una figura che deve rimanere vicina alla cittadinanza, è la cosa più importante. Siamo la via di mezzo tra l'amministrazione e i cittadini. Ci siamo noi, quindi se avete qualche problema chiamateci. Adesso tu dici.
Allora, grazie veramente, complimenti per questo servizio, lo dico a lei, Sindaco Crosato, ma lo dirò anche agli altri che ho avuto ospiti, perché siete riusciti a fare squadre, la comunità, ecco, capisce e risponde. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirelle, buongiorno anche agli ospiti. Io volevo tornare al discorso pale eoliche. C'ho un conoscente a Bologna che praticamente è titolare di diversi campi e gli sono stati espropriati perché per impiantare pale eoliche. Voi sapete che per impiantare una pala eolica vanno messo cementi, tonnellate di cementi per solo una pala eolica che è più alta della Torre degli Asinelli. E questo decreto l'ha stato fatto da Draghi, che praticamente Draghi ha detto che ditte possono espropriare terreni per impiantare pale eoliche. Voi considerate che praticamente entra anche la mafia, perché quando un governo dà soldi a gente che ti impianta pale eoliche, ci fanno avanti anche gruppi criminali pur di ciapparsi schei per questo appalti che Draghi ha voluto fare. Allora mi domando una cosa, noi parliamo di sicurezza, dei diritti, ma l'Italia in che mani, è? Se passa quella legge che è già passata, che ti possono espropriare terreni per impiantare pale eoliche o pannelli solari, ma questa qua cos'è? L'Italia questa qua? Ma chi è che comanda? Le lobby energetiche? Chi è che comanda in Italia? E voglio dire un'altra cosa, ma le istituzioni, i nostri politici che tu vai a votare, che cosa fanno? Niente, ciapano una barca di soldi e non fanno niente, e si vede. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, ecco, la popolazione che si informa un po' di tutto perché basta sentire le telefonate, però non ci vede chiaro perché in effetti anche la trasparenza non è che regni sovrana su quello che avviene nel territorio. Allora sentiamo come commenta il sindaco Crosato, intanto il video che abbiamo visto, poi se vorrà rispondere anche dire qualcosa su quello che ha detto Antonio. Prego, sindaco. Sì, il progetto dell'affiancamento dei vigili era iniziato a Chiarano su idea del sindaco di De Pieri, il sindaco di Chiarano. L'idea era proprio quella di rispondere a un'esigenza, quella di combattere il fenomeno dei furti in casa. Avevamo osservato che l'ora in cui colpivano maggiormente era la sera, prima del rientro di casa, e quindi questa è stata la risposta. Non volevamo lasciare da soli i nostri vigili, la nostra polizia locale, ma perché? Perché abbiamo praticamente, io ho la fortuna di avere 2 vigili, però gli altri comuni più piccoli hanno un vigile solo e quindi mandare fuori di sera il solo vigile era, diciamo, inopportuno e quindi da qui l'idea di affiancarli con i sindaci. Insomma, ci siamo messi in prima linea donando il nostro tempo, insomma, quello che facciamo, quello che fanno anche le associazioni, un po' lo spirito di voler essere presenti e di aiutare. Questo abbiamo avuto una risposta positiva da parte dei cittadini, perché comunque hanno visto che ci impegniamo a risolvere un problema, ci proviamo e ci diamo tutto il massimo del nostro impegno. Per quanto riguarda invece l'amico da Padova, Antonio, io conservo anch'io, sono un agronomo, quindi mi occupo anche di energie rinnovabili. Anch'io ho un po' di timore per quanto riguarda le pale eoliche, però è anche vero che non possiamo diciamo, utilizzare delle tecniche come quelle del pale eoliche in ambienti completamente diversi da dove sono state pensate. Quindi magari qui in Veneto molto probabilmente dovremmo utilizzare altre forme energetiche. Abbiamo la fortuna di avere
società anche diciamo locali. Ho una società qui di Cesalto che fa pannelli fotovoltaici, lo fa in maniera green con tutti i sacri crismi del pensiero ambientalistico positivo, e quindi è giusto dare struttura a questo, magari facendo pannelli fotovoltaici dove c'è una maggiore esigenza, sopra i capannoni, sopra le case, magari non utilizzando terreno agricolo. Quindi servirebbe più che altro buon senso, meno leggi e più buon senso, e lasciare magari anche la possibilità di esprimere. Adriana da Crocetta che è andata alla connessione, è un po' scadente. Vai Adriana. Vi sto ascoltando e sono esterrefatta per il discorso delle pale eoliche, ma noi vogliamo tutto quanto, vogliamo tutto. Poi si diceva un signore là che le pale eoliche vengono sovvenzionate dallo Stato, e quando ai contadini davano soldi per non coltivare la terra, per non coltivare il grano, perché ti dà in abbondanza. Vedete, ci sono tanti pro e contro che a me mi fanno indemoniare, perché tutti hanno la loro libertà di dire, ma anche io vi ascolto a volte perché mi piacete. Come ti chiami? Brasilla? No, scusami. Non capivo niente, ma non importa Adriana. Grazie Adriana. Allora contro le pale eoliche anche Adriana. Anche perché mi sembra, Bordignon, che le pale eoliche abbiano bisogno di vento, o sbaglio? Sì, cioè non ho mica capito qualche vento, speriamo che non arriva più vaia, noi altro che pale eoliche. Allora Bordignon, in merito a quello che, ecco, a questa squadra che abbiamo sentito fatta anche dalla polizia locale, dai sindaci, perché a mio avviso sono loro che dovrebbero fare, cioè addetti a queste cose, le forze dell'ordine. Io sono molto preoccupata per le ronde, perché quando arrivano queste bande, specialmente dall'est, sono armate, questi arrivano qui Kalashnikov, arrivano nelle case anche se dormono a luna di notte armati, cioè io non sono così tranquilla. Sì, è vero, ma dobbiamo anche stare attenti perché questi sono senza scrupoli, non c'è nessun problema. Prego Bordignon. Sì, io penso che di fatto ci sono delle problematiche che tu rappresenti, però questa esperienza è, diremo, un'espressione di civismo, di partecipazione. Quando ero presidente di Volontari Insieme, di CSV, dicevo che essere volontari è essere cittadini al cubo, cioè che cercano di declinare tutte le profondità, l'altezza, la larghezza, la profondità, e in questo penso che l'alleanza tra terzo settore, tra cittadini, tra pubbliche amministrazioni, tra mondo produttivo del territorio è un elemento che qualifica quel territorio, e quindi i sindaci hanno questa grande capacità di fare da regia, da tenere insieme le diverse istanze, perché ognuno ha una sua priorità. Il mondo produttivo ha un percorso, il terzo settore è un altro, le famiglie hanno un altro, i giovani, la scuola, ecco. I sindaci hanno questo ruolo di regia e di scoprire laddove qualcuno pensa che non ci siano risorse nuove. E questa è la cosa bella. Laddove qualcuno reputa che ci sia uno scarto o nulla da far saltare fuori, un sindaco, un assessore, un consigliere comunale attento sa tirare fuori una risorsa e trasformare quello che può essere un problema in un'opportunità. Lo penso anche pensando alla mia storia. Io da ragazzino ero un po' birbo, se così si può dire, ma quando davo il meglio di sé, quando qualcuno mi dava fiducia e mi coinvolgeva in qualcosa, e penso che valga anche per i giovani questo. Allora andiamo a vedere anche questi furti che abbiamo visto, questi albanesi armati, andiamo a Treviso, andiamo a vedere albanesi armati. Fermata
Infatti nel corso di normali controlli con i macchinamazze, lame e stupefacenti, 2 distinti episodi hanno riguardato 2 soggetti albanesi, entrambi ventunenni. Il primo denunciato a piede libero dai carabinieri di Villorba, il secondo arrestato da quelli di Silea. La denuncia nel weekend: il giovane albanese fermato lungo la Pontebana a Spresiano aveva con sé una mazza da baseball di 72 cm e una maschera bianca, oggetti di cui il ragazzo non ha giustificato il trasporto. Il materiale è stato sequestrato, come è accaduto nelle scorse ore a Roncade, per un connazionale incensurato controllato dai carabinieri in via Camorelli. In auto aveva un taglierino con lama di 15 cm e circa 300 euro in contanti. Nel pianale inferiore della vettura un potente magnete all'interno del quale erano stoccate 13 dosi di cocaina. Nella sua abitazione un'altra decina di grammi e 3.000 euro in contanti. È quindi scattato l'arresto e il giudizio per direttissima. Eravamo in casa, appunto sarà successo alle 3-4 del mattino, stavamo dormendo, sapere che mentre eravamo tranquilli e sereni, giù c'erano degli estranei che stavano rovistando nelle nostre cose. Resta un senso di inquietudine in questa abitazione di via Tezze a Silea, visitata poche notti fa da alcuni ladri che probabilmente volevano sottrarre la moto di Pietro Narder e del fratello, mezzo a cui sono stati tagliati dei cavi nella convinzione che poi si è rivelata errata si trattasse di un antifurto. E adesso è riparazione nascosta, ecco. L'attenzione si è poi concentrata sugli altri mezzi posteggiati in garage, come per questa Panda. Probabilmente cercavano qualcosa e quindi, come si può vedere, sono andati con un oggetto che può essere un coltello, un taglierino, un cacciavite, e hanno forato il sedile. Fatto sta che i ladri, dopo aver creato scompiglio e fatto danni, se ne sono andati con un monopattino, ritrovato poi dopo 24 ore dalle forze dell'ordine e consegnato ai legittimi proprietari, che perlomeno non si sono accorti del furto in corso. Non sai chi hai davanti, non sai com'è la persona, è lucida, no? Per fortuna non è andata così, ecco. Lo scorso autunno i vicini di casa della famiglia Narder, i ladri se li erano ritrovati in giardino. Infatti sono scappati, sono andati lungo la strada verso la stradina dei Sassi, dove appunto poi non siamo più riusciti ad andare perché mio papà è andato poi a seguirli, ha chiamato un suo amico e li hanno anche rincorsi. Non è la soluzione, però ci hanno provato, magari cercando di spaventarli un po' di più, che non tornassero, insomma. Sempre in via Tezze, a fine 2024, era stato preso di mira un condominio, mentre un'anziana ci racconta di aver subito nel recente passato il furto dei propri gioielli in pieno giorno, da cui l'appello di Sara De Pizzol. Vigilare un po' di più, cose del genere. Penso che, essendo che la zona è stata abbattuta più volte, sia al minimo, voglio dire, anche per la sicurezza di tutti. I ladri appunto sono entrati in azione in più abitazioni di questa via. Incredibilmente una casa aveva chiamato i carabinieri e dopo che i carabinieri se ne sono andati, loro sono ritornati e hanno colpito altre case, tra cui la mia, perché a noi sono arrivati circa verso l'una. È stato un raid in 2 tempi quello che ha segnato la notte di San Marco, frazione di Resana, una serie di furti tentati e commessi soprattutto nella zona di via Piave. La famiglia Gallo stava dormendo quando i delinquenti hanno tentato il colpo. Hanno cercato di forare la chiave del portoncino d'ingresso e hanno danneggiato la grondaia per cercare di entrare. Non sono entrati, però ovviamente ci hanno lasciato dei danni, come anche altre abitazioni. Purtroppo in questo periodo sono aumentati questi episodi. Ed è tutta la Marca occidentale a essere tornata nel mirino dei ladri dopo la recrudescenza di fine 2024. A Salvatronda nei giorni scorsi i ladri sono stati immortalati da alcune telecamere, eccoli in azione. Anche qui, come a Resana, i proprietari erano in casa e avevano appena finito di festeggiare il compleanno del giovane Federico. Probabilmente ci stavano osservando, anche perché qui è un piazzale ristretto e c'erano praticamente 6-7 macchine. Il cancello che è stato segnato da una matita che ha segnato proprio tutto il cancello. I ladri, dopo aver scavalcato il cancello, hanno messo fuori uso la telecamera, poi si sono
introdotti nella dépendance per andarsene di fatto a mani vuote. Le immagini sono quelle catturate dalla telecamera di un vicino di casa, Michele. Cerchiamo di aiutarci tra di noi perché comunque non c'è altro da fare purtroppo. Le ronde potrebbero essere una buona cosa, però sì, sono cose che si possono anche fare. Io sono più dalla parte di agire, fare qualcosa. A Resana il comune era già corso ai ripari mettendo in campo la protezione civile, dispositivi, sottolinea il sindaco, autorizzati che potrebbero essere rimessi in pista. Il problema però sarebbe un altro, peraltro il solito. Non possiamo pretendere che i carabinieri trovino gli autori di questi furti e poi questi reati, poi il giorno dopo magari vengono scarcerati, sono liberi come prima. La cosa non va bene e infatti questi sono i risultati. Abbiamo Maurizio da Conservi, poi chiudiamo con il sindaco Emanuele Crosato su quello che abbiamo visto. Certo che prima di arrivare a Arancia Meccanica, sindaco, sarà meglio che li fermiamo. Lei fa parte di un partito importante che è anche al governo, cioè cerchiamo di fermarli perché quando ne veniamo più fuori, diciamo, la gente è terrorizzata, non esce più neppure alle 4 del pomeriggio, ma anche se è in casa non è tranquilla. Maurizio, vai! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io mi baso all'ultimo servizio che avete mandato in onda, quello dei furti. Allora, io mi chiedo e mi domando, ma dove sta scritto, ma l'ho già detto ancora, che un cittadino in casa sua non deve difendersi? Cosa gli devo, come mi devo comportare? Gli devo prendere il cabaret di paste, offrire le paste, offrire il cappuccino a questa gente? Ma non è mica così. Vi ricordo che una legge dice che in casa propria la difesa è legittima e questo forse qualcuno non lo sa, ma siccome che ci sono troppi confusione e questo e quell'altro eccetera, la gente fa finta di non capire, forse perché ha paura di andare a un processo. Vi ricordo che mio nonno mi diceva meglio un buon processo che un brutto funerale e con questo ho già detto tutto. Vi auguro una buona giornata a tutti. Grazie caro Maurizio. Prego sindaco Crosato. Sì, anche per me la proprietà privata è sacra, credo sia un caposaldo, è importantissimo. Poi se venissero a casa mia molto probabilmente non farei nulla perché avrei il timore di utilizzare qualsiasi arma anche se magari ce l'abbiamo e quindi eviterei insomma. Eviterei e proprio da cittadino ho pensato qual è la cosa che mi dà più sicurezza è il fatto di vedere in giro le forze dell'ordine. Sono d'accordo. Noi abbiamo la fortuna di avere la stazione dei carabinieri a Cessalto e una delle prime cose che ho fatto da sindaco era renderla più vivibile possibile, dargli tutti i comfort possibili nelle condizioni normali di vita, avere per i carabinieri una stazione accogliente, pulita, sistemata, che non piovesse dentro, che avessero tutte le utenze che funzionano, la caserma, la parte dormitorio in ordine. Queste sono le cose basilari. Ho visto che in questo i carabinieri mi sono venuti dietro abbiamo la stazione a numero ottimale, loro sono praticamente fuori spesso, tant'è che tante volte i cittadini mi chiamano per chiedermi cosa sta succedendo, che ci sono i carabinieri in quella via e magari semplicemente stanno pattugliando. Poi hanno fatto diversi interventi che sono andati anche all'onore della cronaca per quanto riguarda quelle che chiamiamo baby gang, che dopo sono diciamo dei criminali giovani, io preferisco chiamarli così e quindi questo è l'unico modo. Poi ci siamo trovati con i sindaci per fare un'attività congiunta, evitando proprio le ronde, evitando proprio quella cosa odiosa in cui il cittadino, come dicevi tu prima Mirella, deve farsi giustizia, è una cosa veramente però contraria alla morale. Sindaco Crosato si ricorda, eravamo sempre in democrazia. Quando io ero piccolo c'erano le ronde dei militari che giravano per le città, perché dicevo che andavano a controllare quei ragazzi che magari non erano rientrati in caserma. Però già vedere questa jeep che girava con le divise ti metteva in sicurezza, perché in quel momento ti sentivi. Mi spiega cosa che femo qui eserciti, magari di notte a farli girare, cioè visto che sono anche pagati, sa sindaco, cioè eravamo in democrazia, non è che eravamo in un paese che non era più, eppure nessuno si preoccupava di dire mamma mia stanno girando le
le ronde. Quelle sono le ronde, a mio avviso, che vorrebbero, prima perché sono preparati, perché sono addestrati, li paghiamo perché mi sembra che non siano nelle caserme gratuitamente, hanno fior di insegnanti, perché abbiamo colonnelli, abbiamo di tutto e di più. Allora perché non cercare, visto che questo è il problema, perché è un problema grande. Guardate che se lasciate perdere questo problema non ce ne sarà più per nessuno. Come diceva Maurizio, ma cosa dobbiamo mangiare con la pistola a fianco come nel Far West? Perché non sai a che ora arrivano dentro, come arrivano, perché questi, avete visto con gli allarmi cosa fanno? Allora sindaco, per cortesia, volete fermare i ragazzini? Non li fermiamo, i delinquenti non li fermiamo, cioè non so, siamo in balia del mondo. Pubblicità. Abbiamo in linea Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi occhi. Allora Mirella, sei geniale come sempre. Se noi non abbiamo abbastanza forze dell'ordine per tenere in ordine il paese, si adopera l'esercito. Ma il nostro esercito dov'è? È in giro per il mondo in missioni di peacekeeping per mantenere la pace. E dov'è la pace? Ci sono guerre dappertutto. Perché non ce li portiamo a casa? E se questi vogliono farci la guerra, vogliono farsi che si ammazzino e smettere questa stupidaggine peacekeeping, che non c'è nessuna peacekeeping in giro, ci sono solo guerre. Per quanto riguarda la famiglia, i figli, un figlio, 2 figli sono troppo pochi. Perché? Il bambino è accudito dai genitori, è amato dai genitori, troppo amato, e il bambino va a casa e l'insegnante mi maltratta, e allora il genitore corre a difendere il bambino a scuola, fa le cose nel campo sportivo e il genitore corre a difendere il figlio, e il figlio si aiuta e si abitua a essere difeso. E allora dice, tanto c'è mio padre che poi mi viene a risolvere i problemi, e perciò questi ne combinano di tutti i colori, perché tanto ci sono i genitori che li vanno a tirar fuori dalle grandi. E questo è il problema. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone, allora andiamo a vedere, dopo risponderemo a Leone, se no devo correre, questo servizio che parla di Baby Gang, centro della famiglia, con il vescovo. Andiamo a vedere. Notiamo che anche i genitori sono più fragili nell'affrontare le difficoltà dei figli e quindi domandano un supporto maggiore. C'è un numero crescente di genitori che si rivolgono al consultorio familiare di Treviso perché non sanno come comportarsi con i figli adolescenti. Al convegno per i 5 anni del servizio offerto dal Centro della Famiglia di San Nicolò, il tema emerge in tutta la sua prepotenza, più 15% nell'ultimo anno di accessi legati ai problemi dell'età evolutiva. Ci sono ragazzi che vengono a chiedere aiuto, supportati dai loro genitori, e quello del fenomeno del bullismo, delle bande a cui assistiamo non è, cioè è un problema, è una questione che domanda di essere affrontata insieme, non è soltanto una questione dei ragazzi, una questione del sistema in cui entrano. La fascia di popolazione che più delle altre chiede aiuto al consultorio è quella tra i 40 e i 60 anni. C'è un numero crescente di genitori che fa fatica a stare di fronte a figli che cambiano i linguaggi, gli stili e le modalità di relazionarsi alla vita, perché questo è un cambiamento repentino e continuo, e magari chi è stato genitore di un adolescente 5 anni prima, con il secondo figlio si trova di fronte a una realtà completamente diversa. Gli stessi oratori, dice il vescovo Monsignor Michele Tomasi, vanno potenziati per diventare presidi contro il disagio giovanile e il bullismo. Ma sono i genitori ad avere il ruolo principale. Smettano di comportarsi da adolescenti, ammonisce il vescovo, e diventino modelli solidi e credibili per i figli. Hanno bisogno di sentire degli adulti di riferimento che facciano gli adulti e che dicano loro che li prendono sul serio, che li aiutano, ma anche che li stimolino. Forse potremmo lavorare su questo, prendere sul serio la potenzialità della gioventù, che è sempre la stessa, perché c'è la ricchezza della vita, prenderla sul serio e però dare spazi pubblici di accoglienza.
E di accoglienza, seppure con una diversa accezione, parlerà sabato a Santa Maria del Sile proprio il vescovo, che alle 18:30 presiederà alla celebrazione della messa nella parrocchia di Don Giovanni Kirchner, contestato per aver ospitato dei senza dimora in chiesa. Monsignor Tomasi e Don Giovanni si sono incontrati proprio in occasione del bilancio del consultorio, con il vescovo che ha fatto sapere che la richiesta di rimozione del sacerdote corredata da firme non è di fatto mai arrivata in vescovado. Allora, come commenta Adriano Bordignon le parole di Adriano Bordignon e di quello che abbiamo sentito dal nostro vescovo Michele Tomasi, anche l'importanza dell'oratorio? Non è un po' tardi? Non so se sarà così semplice riuscire a incanalare un'altra volta questi ragazzi, soprattutto quelli sopra le righe, perché quei bravi, certo, non dico incanaiamo, sono bravi, ma gli altri. Cioè dovevamo farci la prevenzione, va fatta dall'asilo, dalle elementari. Prego, Bordignon. Sì, io direi che è tipico dell'Italia di piangere quando il latte è versato, chiudere il recinto quando i buoi sono scappati. È un problema, perché delle volte abbiamo dei tesori preziosi, li diamo per scontati, li mettiamo in un angolo, li classifichiamo, e gli oratori in realtà non sono stati una cosa utile solo per i cattolici o per il mondo della Chiesa. Hanno formato, hanno dato spazi di relazione sana, di partecipazione allo spazio pubblico, di linguaggio, di corresponsabilità verso i più piccoli o verso i pari età, a tutta una generazione di veneti, di trevigiani, di italiani. Oggi certamente gli oratori non sono più quelli di 40 anni fa. C'è un dato di fatto e riguarda gli adolescenti, i ragazzini e i giovani. Se noi avevamo un modello, quello di 30 anni fa, dove si finiva la scuola, si tornava a casa, si trovava certamente la mamma, probabilmente anche i nonni, e poi a un certo punto arrivava il padre, e quindi c'era una continuità tra scuola e famiglia nella cura, nell'assistenza ai figli, nella presenza attorno ai figli, che poi si andava a pari passo con i vicini, con il vicinato. Oggi abbiamo molte famiglie che si trovano nella condizione in cui alle 13 finisce la scuola e i genitori sono entrambi a lavorare. Allora, se c'è una rete familiare, se ci sono risorse economiche che permettono di fare attività sportiva, teatro, cultura, musica, andare in parrocchia, bene, ci sono delle opportunità. Ma mi penso a quei ragazzini delle medie che alle 13 finiscono, vanno a casa, devono mangiare da soli, e poi fino alle 18-19 sono lasciati a se stessi, in balia insomma, del loro tempo, dei telefonini, dei PC o della strada. Ecco, il tema del bullismo, del cyberbullismo, il tema delle baby gang o insomma, di questo tipo di violenza, non è che con uno schiocco di dita comincia a 13 anni, ha una storia molto precedente. Allora, la prevenzione, la capacitazione, lavorare sulle famiglie, non darle per scontate, trovare strumenti di conciliazione famiglia-lavoro, dare strumenti per esempio per l'attività sportiva a quei ragazzi che non hanno risorse economiche in famiglia. È ingiusto che un ragazzo, perché non ha le risorse, non possa fare nessun tipo di sport e quindi non partecipare al mondo della corresponsabilità, non rispondere a regole, non seguire e perseguire degli obiettivi. Cioè noi leviamo una parte di crescita fondamentale a una popolazione giovanile che in parte è già fragile. Allora è inutile poi pensare a 15, 16, 17 anni che fanno violenze, rompono cose, spacciano, ma non è un fatto estemporaneo, nasce molto prima. Sono d'accordo, perfettamente d'accordo Adriano Bordignon. Sentiamo come commenta e come chiude Emanuele Crosato quello che abbiamo detto, quello che ha detto anche Adriano Bordignon, quello che ha detto Leone, prego. Sì, concordo in pieno. L'importanza di avere un oratorio, però adesso direi quasi l'importanza di avere un parroco, perché come nel nostro caso abbiamo 6 parrocchie, abbiamo un parroco, Poletto, quindi anche l'impossibilità sua di fare tutto, e quindi da questo vedere magari dei oratori con delle orari ridotti rispetto a prima, o comunque in alcuni casi, soprattutto nelle frazioni chiusi, è inevitabile purtroppo. Questa è la condizione attuale, perché non abbiamo la possibilità di seguirli, e di conseguenza poi anche la famiglia
la famiglia che si trova molto spesso a dover lavorare entrambi i due genitori perché altrimenti non pagano il mutuo e quindi va tutto a scalato. Le risposte possono essere quelle delle associazioni, anche qui una volta, le associazioni sportive, quindi aiutare le associazioni sportive perché amplino il più possibile le loro capacità, dare tutti gli spazi possibili alle associazioni, gli spazi pubblici e qui veramente sì, ogni volta in comune facciamo una fatica incredibile perché dobbiamo fare il calendario delle attività sportive e vorremmo dare tutto a tutti e non ci riusciamo perché gli spazi sono sempre quelli e gli orari più o meno sono gli stessi e dobbiamo combattere con i tempi. E poi dare anche altre attività, ad esempio abbiamo attività teatrali in un piccolo comune come il nostro, abbiamo la fortuna di avere una scuola di musica, quindi tenere il più impegnato possibile i ragazzi ma in attività belle, attività positive che diano un messaggio positivo, l'insegnare a utilizzare uno strumento, l'insegnare un'attività sportiva, l'insegnare al ragazzo a stare insieme, l'insegnare anche l'attività teatrale. Sono queste le risposte che possiamo dare con i mezzi che abbiamo. Magari insegnare anche la realtà del territorio dove vivono. Ad esempio la parola Cessalto, il nome Cessalto da cosa deriva, Sindaco? Bosco tagliato, noi abbiamo la fortuna di avere il bosco Olmè che è come un vecchio nonno anziano, quindi dobbiamo assolutamente rispettarlo, mentre abbiamo il bosco San Marco che è un bosco relativamente giovane perché ha circa 20 anni, qualcosa di più, è bellissimo, è visitabile. Noi alla domenica, grazie ad alcune aziende che finanziano, abbiamo praticamente delle guardie forestali faunistiche che vengono a insegnare ai bambini a uscire. Soprattutto l'anno scorso abbiamo fatto un'attività molto intensa a questo riguardo ed è bellissimo vedere alcuni bambini piccoli che per la prima volta vedevano il ghiaccio, cioè io sono rimasto veramente colpito, oppure una volpe che viene a farci visita per vedere chi siamo e cosa vogliamo all'interno del suo bosco, perché è la natura che si prende i suoi spazi, quindi da questo il nostro nome lo portiamo con grande gioia, insomma, e lo manifestiamo tante volte. Noi abbiamo dei caprioli all'interno del bosco, cioè i bambini possono anche divertirsi a osservare. Non è forse il caso, Sindaco, di accelerare anche con la burocrazia, con tutto, e cercare di fare un'educazione fisica un'educazione civica fuori della scuola, non tutto nella scuola, incontrando le associazioni di volontariato, conoscendo il territorio, abbiamo educatori, cioè non ci manca niente, è là il problema, perché si deve fare tutto all'interno della scuola? Sono anni che andiamo all'interno della scuola e non riusciamo ad avere volontari, è là che io non riesco a capire. Allora letterina, se due ascoltano è già un caso importante perché funziona così, anche se dicono no, ci ascoltano, sì, infatti i risultati li vediamo. Forse fare un'educazione civica all'esterno, incontrando le associazioni, facendoli diventare protagonisti, Bordignon, perché non far fare a questi ragazzi, ad esempio in agosto è tutto chiuso. Non c'è un centro estivo che funziona in agosto, è vero o non è vero? Vabbè, numeri, dai, non si scappa, i numeri sono numeri. Perché non far loro diventare protagonisti? Cioè, cos'è questo centro estivo che bisogna pagare, cioè, facciamoli divertire. Una volta si faceva così, abbiamo ancora qualche campo, abbiamo ancora qualche spazio da giocare. Ecco, farli diventare protagonisti, perché è inutile che mi dicano far fare fatica 2 volte all'anno. Questi da far fatica 365 giorni all'anno, se vogliamo veramente crescerli nella maniera giusta. No, 2 volte all'anno mi piace fare fatica. No, mi piace fare fatica tutti i giorni, magari anche con lo sport. Prego, Bordignon. Sì, penso tu hai toccato 2 aspetti che mi trovano d'accordo. Quello dell'esperienza, cioè i nostri ragazzi, ma anch'io stesso, assorbo molto di più quando faccio esperienza di una cosa. Un testo scritto può anche coinvolgermi, una testimonianza già qualcosa di più, ma un'esperienza insomma viva mi tocca di più e penso che alcune scuole lo stanno facendo. Io sottolineo che lo spazio della scuola è nevralgico, ma è uno spazio
in forte complessità. Allora mi arrabbio, Adriano Bordignon, perché io non devo essere fortunata ad avere quella scuola, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto come bambino, ma da solo non posso difendermi. Vai Bordignon. Il secondo aspetto però io lo riprenderei dalla faccia, dal viso che aveva il sindaco Crosato, cioè oggi noi non facciamo più fare i salti alle persone per convincimento, cioè perché li convinciamo perché c'è scritto che c'è una verità scritta, perché questa è l'epoca della incertezza delle fonti, non si sa mai bene se sono vere o no. Li convinciamo per attrazione. Io ho visto la faccia del sindaco Crosato quando parlava del suo territorio. Allora, se noi siamo capaci di attrarre le persone perché dimostriamo amore e cura per le cose che ci sono state affidate, una comunità, delle persone, dei fragili, un territorio ambientale, un comune, ecco, questa passione è quella che passa. È questo forse la cosa dove siamo mancati noi adulti. La passione con cui ho visto raccontare di Cessalto, del perché del nome, dei due boschi, di questa cosa del ghiaccio che ha colpito molto anche me, un bambino, immagino delle elementari, che non aveva mai visto un ghiaccio di un fosso o qualcosa del genere, mi hanno colpito. Se riusciamo a essere appassionanti noi adulti, forse anche da qui cambia qualcosa. Bisogna fare comunità e fare squadra. Sindaco, come ci saluta? Allora, riprendo una cosa che mi ha colpito che hai detto all'inizio, quella dei numeri di telefono che chiami in comune e non rispondono. Noi abbiamo risolto perché ho dato il mio numero di telefono in campagna elettorale e lo stanno utilizzando, quindi quasi tutti i cittadini hanno il mio numero e quando l'ufficio è chiuso praticamente mi chiamano, quindi so prima le cose degli uffici, quindi è fantastico. E l'altra cosa, ho dedicato il sabato abbiamo fatto una convenzione con il Tribunale, lo racconto sempre, per fare avere tutte quelle persone che redimono le pene, e invito anche a venire a Cessalto a fare anche questo, e invece magari di andare in prigione oppure di pagare delle ammende perché non riescono, vengo qui e fanno dei servizi sociali con il sindaco di sabato, e quindi ci troviamo, puliamo la piazza, tagliamo. Fortunatamente ho avuto anche persone, elettricisti e quant'altro, che mi hanno dato una mano, mi hanno insegnato a fare dei piccoli lavori a me stesso, e questo è importante perché chi sbaglia è giusto che paghi, ma è giusto anche che sia osservato e che gli sia fatto capire l'importanza di una comunità che lo controlla, che lo sanziona, ma anche che gli dà opportunità per cambiare, se vuole. Sono perfettamente d'accordo, bravo sindaco, e soprattutto dire negli uffici che salutino le persone quando entrano, il buongiorno dovrebbe essere obbligatorio, perché ho ricevuto telefonate, lo dico, che mi hanno chiesto di dire ai sindaci che quando si entrano negli uffici il personale deve salutare. Lo dico anche a lei, anche se lei lo farà già, però lo dico a tutti i sindaci perché mi arrivano queste telefonate di dirvi che il cittadino quando entra in questi uffici pubblici avrebbe piacere di essere salutato. Lo dico perché è giusto dire anche questo. Grazie veramente al sindaco Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia, che è stato con noi. Grazie. Vediamo se Adriano Bordignon riesce a fermarsi ancora 10 minuti, perché devo presentare due persone. Vediamo se riesce. Se lo trovate, se no vuol dire che doveva andare via. Pubblicità. Vi presento un'altra graditissima ospite, la dottoressa Silvia Cestaro, Lega, consigliere regionale. Vediamo se c'è, non la vedo ancora. Eccola qua, buongiorno dottoressa, buongiorno, che piacere vederla, come sta? Bene, grazie, è sempre un piacere essere qua con tutti voi e con te in particolare, Mirella. Grazie cara Silvia. Allora le presento anche Adriano Bordignon, centro della famiglia Treviso. Lui si è sempre occupato di tante cose, ma soprattutto si è occupato di famiglie, di bambini, di ragazzi, di genitori. E lui raccontava nella prima parte anche quanto è importante fare prevenzione sia sui bambini ma anche sulle famiglie, cominciare a lavorare tutti assieme, non dividerli. Cosa ne pensa, dottoressa? Ma io ho avuto la possibilità di seguire una parte della trasmissione e devo dire che ho sposato moltissimo sia l'approccio del sindaco Crosato sia la posizione di Bordignon. La famiglia è alla fine la base, la rete
che deve sostenere questi giovani, non si può pensare di delegare sempre a tutti gli altri. Certo, viviamo in una società che si vuol dire moderna, che sta richiedendo a questi giovani dei sacrifici enormi, togliendo le responsabilità sostanzialmente ai genitori, perché quando si parla di far andare i ragazzi a giocare all'esterno, a fare anche degli esperimenti, no, di vita all'esterno, poi vediamo sempre che c'è una reazione da parte dei genitori che si preoccupano, fanno la denuncia se il bambino si sbuccia un ginocchio. Quindi tutto questo deresponsabilizzare, questo voler portare al di fuori, no, della famiglia le responsabilità, tendono anche le istituzioni pubbliche a bloccarsi, a tirare un freno a mano e a dire: ma perché io mi devo prendere carico di questi giovani di diverse età quando la famiglia è la prima che ci mette in difficoltà? È tutto quanto un ragionamento che parte da lontano, parte proprio dall'idea che sia sempre colpa di qualcun altro quando succede qualche cosa, e ha creato un po' alla volta, almeno a mio avviso, questo tipo di difficoltà. Devo dire che da sindaco, io sono sindaco di Selva di Cadore, mi sono battuta tantissimo per cercare di portare nella comunità gli sport accessibili a tutti, anche una permeabilità importante tra la scuola e tutto il resto del mondo esterno, perché il fatto che i ragazzi escano da scuola all'1:30 non dovrebbe neanche esistere in un paese normale. Cioè, ci dovrebbe essere la possibilità in tutte le scuole, in tutti gli ordini, di poter rimanere anche nel pomeriggio e di poter fare insieme alle associazioni sportive, insieme alle associazioni anche, chiamiamole così, civiche, quelle attività che servono ai giovani per diventare adulti in un futuro, comprese anche i compiti in casa, perché questi ragazzini si ritrovano a dover fare compiti da soli, attività sportive spostati, no, da un genitore all'altro, da un'istitutrice all'altra, pur di riuscire a farli andare, forse anche troppe cose in alcuni casi e troppo poche in altri, e vivono una vita frenetica già quando hanno 10 anni. Quando ne hanno 12, 13, 14 li si sente insomma anche parlare per strada, dicono: ma insomma questi genitori che rompono, mi fanno fare 50 cose. Sai cosa ti dico? Io adesso non faccio più niente, vado col mio gruppetto di amici e mi dedico ad altro, effetti. Puntini puntini. E in effetti è proprio così, molti ragazzi hanno lasciato lo sport, ecco, specialmente dopo la pandemia, perché non c'è stato nessuno che li ha presi per mano e riaccompagnati in un percorso che si faceva prima. Ma non pensa, dottoressa Grigolin, che forse dobbiamo puntare più, e lo dicevo anche prima se lei ha seguito la conversazione, un'educazione civica fuori dalla scuola, incontrando le associazioni, intrigandoli? Possibile che con tutte le associazioni che abbiamo non riusciamo a intrigare, capire dove il ragazzo è più orientato? A uno piace il giardinaggio, uno piace l'animale, uno piace lo sport. Perché non si può fare questo? Allora ci mettono davanti la burocrazia che impedisce, ci vuole la responsabilità, l'assicurazione, i trasporti. No, non è così, dottoressa, perché i trasporti li abbiamo, perché noi abbiamo tantissime associazioni di volontariato che hanno fior di pulmini, anche per i diversamente agili, abbiamo educatori bravissimi all'interno del mondo del volontariato. Il problema è che siamo sempre là, dividi et impera, questo, e non funziona più. Bordignon, cosa vorrebbe dire la dottoressa Cestaro, visto che ha la possibilità di conoscerla, ma non so se la conosceva, o magari qualcosa che vorrebbe chiederle? Prego, Bordignon. Beh, io la ringrazio per gli spunti che ha dato e ne colgo l'occasione per rilanciare questo tema della scuola, che troppo spesso è un mausoleo dalle 13 in poi, o durante l'estate uno spazio chiuso che diventa vuoto e sterile. Penso dovrebbe essere uno spazio, come diceva lei, più permeabile a quello che succede fuori, più capace di accogliere gli studenti, i ragazzi. Ci sono diversi modelli, c'è ancora un modello che si è sviluppato nel tempo, si chiama Scuole Aperte, che prevedeva l'apertura della scuola anche nel pomeriggio per fare attività educative, relazionali, anche sportive a basso costo, e fatto in relazione con le associazioni del territorio.
Quindi questo avvicina anche l'altra questione che portavi tu, di una interazione con le altre forze vive della comunità. Questo renderebbe la scuola aperta più tempo, darebbe degli spazi educativi a coloro i quali magari non possono goderne, potrebbe fare la possibilità dell'accesso a alcune attività sportive. In alcuni casi c'è stato anche l'accordo con le associazioni di volontariato e con le società sportive di trasporto sociale. Stanno alla scuola fino alle 4:30, 5, nel pomeriggio fanno attività relazionali e educative e poi alle 5 i pulmini partono e li portano alla società del rugby, del basket, del calcio, e questo è un aspetto. Penso che se la Regione sulla sensibilità appunto della consigliera Cestaro potesse spingere verso questo modello, sarebbe un passo importante, tenendo conto che la scuola è comunque un Moloch difficile da attivare e si passa molte volte dalle buone relazioni. Il secondo aspetto riguarda una dinamica educativa. Oggi noi non possiamo nasconderci che la famiglia resta il primo responsabile dell'educatore, lo fa insieme a una comunità educante, ma c'è un altro soggetto che è entrato in modo prepotente ed è questo qui, i telefonini. Tutto il mondo social e digitale. Noi, dando in mano ai nostri figli, in certi casi piccolissimi, questo strumento, è come se dessimo a dei bambini da guidare una Ferrari in autostrada con i tir che sfrecciano a fianco. Li mettiamo in condizioni rischiose e pericolosissime. Allora ci sono genitori che fanno delle scelte. Io mi sento di proporre alla Regione di farsi portavoce e regista di un progetto che si chiama Patti Digitali, che è nato in Bicocca a Milano con diverse associazioni, e che insegna e spiega ai genitori che questo strumento va dato con calma, con cura, nei momenti appropriati, e soprattutto la scelta dell'utilizzo non è solo individuale di una famiglia, perché io posso scegliere di non darlo a mio figlio, ma rischia di essere un isolato, di essere l'unico. Se lo facciamo insieme agli altri genitori, se diventiamo una comunità, condividiamo le scelte, ci facciamo supportare in questo percorso da scuole, comuni e realtà locali, penso che possiamo sostenere i nostri ragazzi a un utilizzo più tardivo e più responsabile e imparare anche noi genitori a gestirlo in modo adeguato. Dottoressa Cestaro, come commenta le parole di Adriano Bordignon? Allora, per quanto riguarda, parto dalla fine, so che la collega Brescaccini aveva presentato un progetto di legge per vietare l'uso dei telefonini. Allora io credo che i divieti siano sempre un po' difficili da riuscire a mettere in campo. Riguardo a quello che diceva sulla rete tra genitori, sì, è vero, l'ho sperimentata anch'io, insomma adesso i miei figli sono grandi, però noi abbiamo fatto una scelta di genitori consapevoli dove abbiamo messo il divieto, mettiamola così, di utilizzo, cioè abbiamo detto non vi serve, non ce l'ha nessuno dei vostri compagni, non c'è necessità che loro li utilizzino. Il problema è che manca questa rete tra genitori, cioè le famiglie e i giovani sono isolati, e questa cosa è la cosa che noi verifichiamo sempre di più andando anche nelle scuole. Io faccio diversi incontri soprattutto sulla questione della legalità all'interno delle scuole, quindi si parla di mafia piuttosto che anche di bullismo e quant'altro. Le famiglie sono slegate, non c'è più quella capacità di ritrovarsi magari alla fine della partita di calcio, andare a mangiare una pizza tra i genitori, i figli di diverse famiglie, nel trovarsi il sabato e la domenica a fare il picnic. Ognuno è individuale, ognuno vuole dimostrare di essere meglio degli altri. Stiamo trasmettendo ai nostri giovani questo tipo di approccio. Tu devi essere meglio, cioè noi abbiamo genitori che spendono capitali in telefonini per i loro ragazzini di 14-15 anni per dimostrare che possono permettersi di avere il telefono più in. No? È terribile questa cosa, perché un oggetto che dovrebbe essere funzionale, quindi te lo do perché se hai la necessità, perché magari perdi l'autobus, perché finisce prima il corso di musica, mi puoi chiamare, è diventato invece uno strumento di imposizione sociale, di capacità di essere qualcosa di più, esattamente come vestiti firmati, come determinati atteggiamenti che spesso arrivano dalla famiglia. Quando si parla di bullismo, tante volte, o anche di baby gang, si pensa sempre a famiglie che hanno disagi sociali. E invece abbiamo visto anche qua a Treviso che non sempre è così. Ci sono anche ragazzi di buona famiglia, chiamiamoli così, che non hanno certo problemi ad accedere allo sport piuttosto che a qualsiasi altra attività,
che per noia o per dimostrarsi diversi approcciano questo tipo di mondo. Però, dottoressa Cestario, io anche l'altro giorno ho avuto l'associazione La Prima Pietra, dove sono persone che entrano nel carcere anche minorile, e la situazione che hanno esposto è drammatica di questi ragazzi. Io l'ho invitata per questo, perché vorrei andare avanti e vediamo se lei mi dà una mano anche con Adriano Bourdignon. Cioè non possiamo più rinchiuderli tutto il giorno in queste stanze, anche perché molti di loro non sono dei criminali. Prima il sindaco Crosato li ha chiamati piccoli criminali. No, non sono criminali, non si può chiamare un ragazzino che ha sbagliato criminale, bisogna chiamarlo ragazzino, prenderlo per mano e accompagnarlo. Perché non portarli all'esterno della struttura? La sera rientrano, perché giustamente la punizione deve essere esemplare e va data, però durante il giorno devono lavorare, studiare, lavorare e fare sport. Io penso che se riusciamo a fare questo, grazie alle associazioni di volontariato che abbiamo, perché all'interno abbiamo educatori preparatissimi, ma veramente che sono in grado di gestire queste situazioni. Non è che sono dei delinquenti che girano, ecco, col coltello, perché adesso è passato anche il messaggio che tutti hanno il coltello. No, ce ne sono che hanno il coltello, ma non tutti hanno il coltello. Cioè, e io ho pensato di fare una scuola di giardinaggio. Non so se riusciremo a farla, però vorrei che lei mi aiutasse, dottoressa, perché ci credo molto, mettendo assieme questi ragazzini sopra le righe, chiamiamo così, con i ragazzi bravi, con quelli che fanno anche volontariato, che li abbiamo, perché li abbiamo, con degli educatori, insegnare loro anche qualche lavoretto che un domani può essere utile anche per loro, trovare una... perché poi quando escono dove vanno? Chi li accoglie? Già sono etichettati, perché noi le etichette facciamo subito presto a metterle, ecco, forse dobbiamo iniziare invece a parlare alle persone, se no non li recupereremo mai. Sono bravissimi, avete visto all'interno, io ho avuto il direttore del carcere di Treviso, non minorile, ma che saluto, il dottor Quagliotto, che ha fatto vedere la meraviglia delle chitarre con una cooperativa che abbiamo. Hanno fatto delle chitarre meravigliose, ristrutturato. Allora perché non fare questo? Ma dobbiamo proprio tenerli ammassati, che ne fanno poi di tutti i colori, perché l'unione fa la forza. A quell'età rinchiuso più di tanto non ce la fai. Il carcere può fare quello che può fare. Cosa ne pensa di riuscire invece studio, lavoro durante la giornata e sport? Io penso che alla sera, quando rientrano, non abbiano tanta voglia di fare tante altre cose. Cosa ne pensa, dottoressa? Però prima, siccome Adriano Bourdignon deve andare via, volevo presentarle la dottoressa Silvia Grigolin. Dottoressa Grigolin, si presenti, perché ho fatto tenere qua proprio Adriano Bourdignon per presentarla. Prego, chi è la dottoressa Grigolin? Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Mirella. Scusate, avevo un problema tecnico che ogni tanto capita. Allora, io mi occupo di lavoro nel sociale da tanti anni, però sono qui ospite come presidente di un'associazione di promozione sociale nata nel 2016 che si chiama Family Way e che ha varie progettazioni. Ci occupiamo di famiglie in difficoltà, anche in situazione di marginalità. Due progetti in particolar modo, a nostro avviso, possono offrire delle risposte rispetto ai bisogni che stanno emergendo. Uno è pensato in particolar modo per i bambini e quindi aiutare anche le famiglie nella conciliazione dei tempi da dedicare al lavoro e alla casa, e uno è per l'anziano, autosufficiente e parzialmente. Perché? Perché ci arrivano delle richieste, immagino non solo a noi, da parte di o persone che hanno i genitori che stanno invecchiando e non sanno bene come poter gestire la loro quotidianità, o il fratello che si preoccupa della sorella magari più anziana, o il fratello più vecchio, sono rimasti da soli, non sanno come fare. La persona stessa anziana che magari vorrebbe accedere alla casa di riposo ma deve aspettare, non è il momento, ci sono altre situazioni, e si trovano in una situazione, in una sorta di limbo, che però è una situazione che non permette loro di mantenere alcune autonomie e competenze. Li fa stare in una situazione di solitudine, di non socializzazione,
ed ecco che poi alcune situazioni vanno ad aggravarsi. Allora, dottoressa Grigolin, la interrompo perché deve andare via Bordignon, ma voglio far vedere il video che lei ha mandato in maniera che così riusciamo a capire, vediamo se facciamo squadra con questi bei progetti, perché noi presentiamo i progetti. Certo. Andiamo a vedere il video. Esatto. Abbiamo Gian Domenico da Montebelluna, poi commentiamo con Adriano Bordignon il video e poi lo salutiamo. Prego Gian Domenico. Signora Mirella, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Allora, ma io sono anch'io un po' sull'anziano, diciamo. Però i miei ricordi degli anni 70, io abito a Montebelluna, e tutti i nostri genitori, in maggior parte, lavoravano nel settore della scarpa, sicché andavamo a scuola, c'era il pulmino il pomeriggio che ti portava a casa, e allora il lunedì allenamento del calcio, del basket o quello che era, e il martedì andavi noi avevamo un paesino che è Mercato Vecchio e c'era un campo da calcio, e il mercoledì diciamo che eravamo sempre impegnati. Adesso non c'è più niente, questo voglio dire. Eravamo più avanti una volta o siamo più indietro adesso? Bella domanda. Grazie Gian Domenico, devo correre perché Adriano deve andare via. Allora, Adriano Bordignon, cosa ne pensa del progetto che ha presentato la nostra dottoressa Grigolin? Ecco, di mettersi assieme, fare squadra, essere uniti, perché ci vogliono più persone competenti, perché più competenze, ma le abbiamo. Prego Bordignon. Sì, ti ringrazio intanto per avermi fatto restare e ascoltare questo tipo di proposta che ci ha raccontato la dottoressa Grigolin. Penso che sia una adeguata, una giusta intuizione per quanto riguarda la strada della famiglia, no? E
trova due momenti centrali nella vita delle famiglie: la cura, insomma, dei fragili, dei piccoli, con la conciliazione dei tempi della famiglia, che è il primo progetto che ha raccontato, e la seconda riguarda i non autosufficienti. Sono due spazi particolarmente importanti. Tra l'altro ne abbiamo proprio parlato ieri, ero al CNEL, un percorso con 3 ministri sulle politiche innovative per la famiglia, e il tema, per esempio, della conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia è stato centrale. Si è parlato di un nuovo progetto che stiamo sviluppando con la LUIS, un family ranking, cioè che misura come le aziende sono organizzate, sviluppano un welfare aziendale orientato alle famiglie dei lavoratori. E abbiamo parlato anche di contributi figurativi per le donne, perché quando sono in maternità in realtà non hanno il riconoscimento sociale ed economico di quanto fanno. Il secondo aspetto riguarda la cura degli anziani autosufficienti. Questo è un tema molto molto significativo. La nostra prospettiva di vita è destinata a aumentare. Non vuol dire che viviamo più a lungo liberi da patologie, da fatiche. E con un sistema squilibrato dal punto di vista economico, anche il sistema sanitario e sociale è un po' a repentaglio, perché i lavoratori si ridurranno. Quindi idee di questo genere, che capacitino le famiglie, le mettano in condizioni di prendersi cura dei loro cari, sono essenziali per far fronte a questa dinamica e un'altra dinamica crescente, che è quella della solitudine che è stata raccontata. I nostri anziani devono vivere più a lungo, ma soprattutto devono vivere bene, il che vuol dire curati, amati, coinvolti, attivati. E quindi in questo percorso penso che questa idea, insomma, che ho solo intravisto, mi dà lo stimolo di provare a contattare la dottoressa nei prossimi giorni e verificare se riusciamo a fare qualcosa insieme. Oh, finalmente, Sveglia Veneti serve a squadra. Quante squadre che sto cercando di fare, e mi fa molto piacere, perché bisogna unire le forze, ma per fare questo, caro Bordignon, bisogna conoscersi, perché se non ci conosciamo non si va da nessuna parte. Come ci saluta? Allora, vi saluto augurandovi di essere ancora un'occasione per fare squadra, perché questa è la questione centrale oggi. Io non penso che il mondo oggi sia peggiore che nel passato. Ogni epoca ha avuto le sue difficoltà. I miei nonni hanno avuto delle sfide, i miei genitori delle altre, e oggi ne abbiamo delle altre ancora. Il benessere in realtà ne abbiamo di più. Cos'è che manca? Manca l'idea di essere parte di un corpo comune, manca l'idea di avere obiettivi condivisi. Ecco, quello che ha raccontato prima il sindaco, poi la consigliera regionale, poi Silvia Grigolini, e tu hai rimesso insieme la necessità di fare squadra attorno a dei temi centrali per il benessere della nostra comunità territoriale. Su questo c'è una sfida aperta, e è la sfida di gestire insieme la complessità per non lasciare nessuno indietro. E allora ritorniamo a quello che ha detto Gian Domenico Montebelluna: si stava meglio prima o si stava meglio adesso? Qui è una bella domanda, forse qualcuno dirà prima, anch'io lo dico prima, con tutto quello che sia adesso, ma prima con poco si stava meglio. Grazie veramente ad Adriano Bordignon, Centro della Famiglia, vi scambierete i contatti, di essere stato con noi, buona giornata e grazie Bordignon. Allora dottoressa, io chiederei proprio alla dottoressa Cestaro cosa ne pensa questo progetto che le abbiamo inviato, dottoressa, ma che avevo piacere che lo sentisse direttamente da questa progettista, con questa donna che ha 1000 idee ma le mette su carta, ecco, riesce anche a concretizzare, perché i progetti, dico, ma porta il progetto ce l'abbiamo. Cosa ne pensa anche di questo e di quello che ha detto Bordignon? Prego, dottoressa Cestaro. Allora, per quanto riguarda il progetto, è un progetto molto interessante. Noi stiamo lavorando come Regione per cambiare la norma e cercare di favorire quello che è il co- e il social housing, che sarà probabilmente la soluzione del futuro. Il co-housing per quanto riguarda soprattutto le persone diversamente giovani, chiamiamole così, anche per dare una prospettiva nell'invecchiamento, perché io credo che uno dei mali della società moderna sia la paura di invecchiare. Siamo famiglie sempre più piccole, sempre più sole, tanti anziani che appunto sono single, mettiamola così, o con i figli che vivono all'estero, e hanno questo patema d'animo, questo terrore di invecchiare soli, di avere la difficoltà di accedere all'ospedale, di avere qualcuno con cui parlare, no? Molto spesso quando si sta con le persone
diversamente giovani, la prima cosa che ti dicono è quella: non posso parlare con nessuno, no? Nessuno mi ascolta. Quindi l'idea di fare un co-housing, di mettere all'interno di una stessa struttura persone che hanno comunque mobilità e capacità, anche con persone che magari ne hanno un po' meno, ma che possono dare molto dal punto di vista intellettuale e della compagnia, può essere una soluzione, anche perché gli si mette a disposizione eventualmente un infermiere per tutti, quindi sono molto più controllati rispetto a chi vive da solo. Si possono fare tutte quelle attività di cui si parlava prima, compresa per esempio la motoria per le persone della terza età, cosa che manca tantissimo nel nostro territorio. Ci sono delle associazioni che stanno cercando di portarla avanti, ma avere una buona mobilità anche dopo i 60, 70, 80 anni migliora notevolmente la qualità della vita. Quindi come Regione stiamo cercando di cambiare questa norma e di favorire questo tipo di approccio. Insieme, argomento sempre molto difficile, quello del social housing, ovvero permettere ai comuni di destinare alcuni locali, alcuni appartamenti che adesso in questo momento qua sono per l'ATER, a casi sociali, quindi venire magari incontro anche a quelle famiglie che si trovano in disagio e che poi hanno i figli che entrano in quelle dinamiche che ci siamo detti prima, quindi cercare un po' di prevenire. Per quanto riguarda invece il discorso di Bordignon e anche il discorso delle carceri che si faceva prima, abbiamo un problema di gestione delle carceri, abbiamo un sistema carcerario che non è più moderno, non si rapporta più con quelle che sono le necessità della società. Dovremmo veramente avere il coraggio di prendere un'area nuova, costruire un punto di, è brutto chiamarlo carcere, un punto di detenzione aperto, soprattutto per i minori, dove possano fare tutta una serie di attività e imparare cosa vuol dire anche faticare, come si diceva, e insieme legarli a quella che è una possibilità che esiste già in Italia, che è quella della convenzione tra i comuni e l'UEPE, quindi l'Ufficio per l'esecuzione delle pene esterne. Noi abbiamo una sede a Padova, una a Venezia, che permette ai ragazzi che hanno fatto crimini lievi, quindi non sono pericoli, mettiamola così, sociali, ma devono solo trovare il modo di ritornare a comprendere come funziona la società, mettiamola così, di lavorare all'interno dei comuni. I comuni trovano alcuni compiti che possono essere dedicati alla manutenzione, ma anche al rapporto con associazioni, e questo permette a questi giovani, e non solo giovani, perché l'UEPE lavora anche con i persone maggiorenni, di avere un posto nella società. E spesso abbiamo visto anche con le associazioni che poi ci danno una mano su questo, trovare un lavoro quando escono dal periodo di detenzione. Perciò mi darà una mano se riusciamo a fare questa scuola di giardinaggio, naturalmente non osservando la legge nei minimi particolari, però così non si può continuare. L'associazione La Prima Pietra si è resa disponibile perché c'è la necessità di fare questo. Adesso parleremo con chi di dovere, però anche lei in regione, visto che anche fa parte di un partito importante che è ancora alla guida della regione, dovete darci una mano, perché chi ha voglia di fare deve essere aiutato, dottoressa Cestaro, perché siamo stanchi di tavoli, di commissioni che non portano a niente, e i risultati si vedono poi su quello che veramente fa paura anche alle persone. Allora sentiamo la dottoressa Grigolin come commenta le parole della dottoressa Cestaro. Prego Grigolin. Sì, allora intanto mi fa piacere che ci sia questo interesse nel voler comprendere meglio questo tipo di progettazione, che ci tengo a precisare è nata pensando a persone ancora autosufficienti o parzialmente, quindi che non richiedano un accudimento tale da dover ricorrere alle classiche strutture istituzionalizzate che possano quindi dare questo tipo di assistenza. È pensato perché si realizzi in civili abitazioni, quindi noi l'abbiamo chiamato le case a nidoro, ma ovviamente poi volendo facendo in modo che si possa diffondere, si può chiamare in tantissimi altri modi. L'idea è che si realizzi all'interno di una civile abitazione che possa accogliere al massimo 5 ospiti, non di più, in base anche alla capacità alloggiativa degli spazi e alla disponibilità della figura che accoglie.
che a nostro avviso deve essere formata appositamente, quindi oltre a manifestare un interesse, una predisposizione, deve seguire una formazione specifica con un ente gestore che possa monitorare anche in itinere oltre che in avvio l'attivazione di questa tipologia di servizio, che è sicuramente differente a quelle già esistenti, ma potrebbe andare ad integrarsi insieme ad altre proposte alternative per offrire delle risposte, perché poc'anzi dicevo, abbiamo ideato questa progettazione pensando all'anziano che non è ancora da casa di riposo, magari vorrebbe anche andarci ma non è il momento, o a quelle famiglie che ci dicono mamma mia abbiamo la badante, la stiamo ricambiando perché ci sono delle difficoltà e non troviamo altro per far fronte a queste nuove situazioni. Abbiamo strutturato questa progettazione pensandola bene da anni. Ci è stato chiesto di buttare giù una bozza ad integrazione, per esempio, a quella che è la legge 22 del 2002. Avevamo anche pensato in particolar modo ad un allegato che è quello che poi va a disciplinare altre proposte del territorio, dalla casa mamma bambino agli mini alloggi per anziani all'unità di strada, quindi potrebbe essere inserito all'interno di una cornice normativa che già c'è. E l'idea, perché ci teniamo a fare in modo che si possa poi disciplinare così? Perché noi siamo un'associazione, cioè ognuno di noi poi ha il suo lavoro, quindi abbiamo le risorse che può avere un'associazione. Una volta invece spiegato e permesso al progetto di essere veicolato, potrebbe essere realizzato da chi magari ha poi più risorse, penso a cooperative sociali o altre realtà del terzo settore, no? Quindi l'idea è proprio che si possa divulgare. Ecco che il video che abbiamo mostrato vuole un po' anche far capire che tipo di atmosfera, di clima si è pensato all'interno di questo ambiente, che è quello in cui la persona che accoglie deve avere una formazione e dovrebbe fare anche un lavoro su di sé, accompagnata ovviamente da un ente gestore, dal punto di vista relazionale, quindi non solo assistenziale, ma proprio una maggiore consapevolezza di cosa vuol dire coltivare relazione con l'altro, stare nella relazione e quindi di quello che è il proprio stile educativo relazionale, in modo tale che la persona venga accolta favorendo quelle che sono le sue predisposizioni e cercando di mantenere le sue autonomie nel tempo. Molto chiara Grigolin, coro perché purtroppo il tempo è tiranno, devo sentire anche la dottoressa Cestaro perché io sposo in pieno quello che dice la dottoressa Grigolin, perché l'ho fatto vedere tutte le mattine, adesso non la faccio più vedere ma glielo dico, a Natale, era proprio nel periodo natalizio, alle 9 del mattino, dottoressa Cestaro, mi è arrivata una signora di 90 anni, stavo entrando in trasmissione e mi hanno detto guarda che c'è una signora che ti vuole, non aspettavo nessuno, ho detto sono rimasta anche un po' perplessa. Era questa signora che prima aveva preso la bicicletta, poi la corriera, è arrivata anche con un piccolo panettone e mi ha chiesto, quando mi ha visto, perché sono andata a vedere cos'era, mi ha buttato letteralmente le braccia dal collo e mi ha detto aiutami. E sa cosa voleva, dottoressa Cestaro? Ascolto. Io ho 90 anni, sono viva, sono stanca di vedere i miei figli che vengono a trovarmi, mangiano 10 minuti e scappano, non mi raccontano niente. Io sono curiosa, io sono ancora viva. Capisce che quante persone come lei, guardiamo i centenari che abbiamo, ecco, avrebbero diritto di atterrare più dolcemente che non nella solitudine totale. Abbiamo tanto, come diceva Giandomenico, ma è come non avessimo niente. Ecco, questa persona che ha avuto il coraggio di prendere bicicletta, corriera, non ha sbagliato niente, è arrivata, si è seduta qui, per fortuna quella mattina che avevo un prete che l'ha riaccompagnata a casa, che lassù qualcuno mi ama, ho detto dottoressa Cestaro, l'ha riaccompagnata, però lei ha voluto riprendere la bicicletta e ritornare a casa in bicicletta. Ecco, questa donna ha chiesto di essere ancora viva. Prego dottoressa Cestaro. No, torniamo sempre all'inizio, l'ascolto. Non ascoltiamo i giovani, non ascoltiamo le donne, non ascoltiamo gli anziani, non ascoltiamo le famiglie, no? Siamo una società che non ascolta più, vive in un'autoreferenzialità purtroppo terribile, però bisogna trovare un sistema per riuscire ad uscirne. Allora io chiedo la cortesia di avere magari i contatti della dottoressa Grigolin, certo, per approfondire. Li ha perché glieli ho mandati, dottoressa Cestaro li ha, me li rimando, glieli rimando.
Ecco, allora guardo tutto. Perché è molto interessante, ripeto, questo tipo di approccio potrebbe anche risolvere un problema di abitazioni, mettiamolo, un problema abitativo che abbiamo, perché se in questa rete magari l'anziano che è solo, che ha una casa un po' più grande, la mette a disposizione per fare questo tipo di attività, no? Ecco che la società o la cooperativa, o anche mi vengono in mente per esempio le conferenze dei sindaci. So che la dottoressa Roma, che è la Presidente della Conferenza dei Sindaci del Trevigiano, sta attivando questo tipo di progettualità. Ecco, dico, quindi chiunque sia si trova a disposizione magari anche degli immobili per questo tipo di attività, chiaramente si trova davanti a un percorso molto più facile. E poi quello sì, di formare le persone. La formazione, vediamo che soprattutto nell'ambito sociosanitario e psicologico è molto difficile, si fa fatica a trovare giovani o persone che si avvicinano a questi mondi, perché vuol dire, e ritorniamo a prima, imparare ad ascoltare, e quindi ci manca un po' questa capacità come società. Allora andiamo a vedere questo servizio purtroppo a Venezia, baby gang, aggressione anziana. Andiamo a sentire. Spintonata a terra e derubata a 85 anni da una banda di giovanissimi. È successo al Ponte dei Isogatoi a San Giovanni Grisostomo, a pochi passi da Rialto. Se oggi una rapina può non fare più notizia, il fatto che però avvenga nel cuore di Venezia, in un orario tranquillo come le 19:30, ad opera di minorenni e procurando un trauma cranico a un'anziana, ha creato una forte sensazione in città. La borsetta è stata recuperata, i ragazzini individuati e denunciati dalla polizia, ma le circostanze della vicenda sono tali da imporre una riflessione più ampia su ciò che avviene a Venezia. Lo consideriamo assolutamente un fatto isolato, non abbiamo segnali e sentori di questo tipo di presenza, anzi la città mi sembra assolutamente tranquilla sotto questo punto di vista. Abbiamo bisogno di approfondire, tenendo presente che il primo soggetto che deve essere preso in considerazione sono le famiglie. Come quasi tutta Venezia, anche San Giovanni Grisostomo è caratterizzato ormai da un flusso ininterrotto di turisti e gli esercizi commerciali sono prevalentemente bar, ristoranti e negozi di souvenir. Qui in realtà più che per le baby gang l'allarme è per i borseggiatori, i cosiddetti pickpocket. Apre di borsa, prendi borsa, telefono, cellulare, questo. Ma hai visto anche bande di ragazzini, di ragazzi molto giovani? Tutti e due c'è. Il termine baby gang viene usato ed anche abusato. Io ho visto operare baby gang in altre realtà molto più pericolose. La polizia è intervenuta immediatamente, tant'è vero che sono stati subito fermati questi ragazzi. Ci sa dire qualcosa? Sono italiani, stranieri, sono veneziani? No, queste sono attività che richiedono un approfondimento, che sono sotto la direzione dell'autorità giudiziaria e quindi saranno sviluppate in seguito. Per le Calli, dove evidentemente di certi fenomeni si comincia ad averne abbastanza, c'è chi non disdegnerebbe misure più spicce. Se trovo qualcuno adesso che fa una roba del genere... Cosa fa? Lo prendo qua per il copin, detto in veneziano, così no. Sputa addosso, dico. Perché non puoi neanche mettere le mani addosso perché ti denunciano. Sai com'è la storia, no? In effetti c'è un problema, ecco, di sicurezza, perché abbiamo questi borseggiatori e borseggiatrici che preoccupano molto. Questa è la verità, ci manca anche queste bande di ragazzini che sono fuori di testa. Allora, dottoressa Grigolin, come commenta il servizio, quello che ha detto la dottoressa Cestaro e quello che vuole aggiungere? Prego. La Grigolin è caduta, infatti abbiamo una connessione, andiamo subito dalla Cestaro. Questi servizi fanno impressione, ecco, questi ragazzini che sono veramente... Ma siccome sono pochi, cerchiamo di fermarli, dottoressa, prima che diventino di più, perché ormai si stanno mettendo come i sceriffi, andare in prigione, mettersi la stella del sceriffo, ecco, fare queste cose, diventare bullo è un vanto. Prego, dottoressa. Sì, il problema è che è un vanto. Si fa fatica a riuscire a tornare indietro finché passa il principio che va bene essere così, ma nel momento in cui un genitore va a picchiare un insegnante, il figlio che tipo di messaggio può avere?
E torniamo sempre a questo discorso di partenza. Ci vuole un filo conduttore che parte da quando sono piccoli, con la famiglia, anche con l'approccio agli anziani. Cioè io non me li vedrei i miei figli che picchiano un anziano sapendo il rapporto che hanno con i loro nonni. Bisogna costruirle queste cose, perché se il ragazzino cresce e vede i genitori che hanno un bel rapporto con i nonni, non gli verrà mai spontaneo alzare la mano su nessuno, tantomeno su un anziano. Poi il problema di Venezia è un problema particolare perché monitorando si vede che ci sono questi gruppi di ragazzini che non sono veneziani, cioè vengono da comunità esterne, quindi dai comuni limitrofi, si ritrovano a Venezia e si dedicano ad azioni insomma poco civili, questa in particolare che è molto grave, ma anche per esempio all'abuso di alcol, di droga. Diciamo che Venezia è una bellissima città, ci si gira molto volentieri, ci sono degli orari e delle zone dove chi la conosce insomma magari evita di passare. Questo non è giusto, perché è una città che si sta già spopolando. Se lasciamo spazio anche alla delinquenza rischiamo veramente di ritrovarci una città che non parla neanche più veneziano, come sempre però, ridere dottoressa quando vedo Cestaro, non le sembra che sia giunto anche il momento che la politica, invece di parlare, di fare tavoli, stati generali, agisca? Nel senso che prima si parlava anche di queste ronde che potrebbero essere fatte dalle persone che sono nelle caserme, perché ne abbiamo ancora, come una volta, eppure siamo sempre stati in democrazia, ci dicevano che quando vedevamo questi militari con le jeep, qualcuno a casa se li ricorderà, in divisa, che giravano in lungo e in largo per vedere se qualche recluta non era rientrata, forse farebbe anche del bene al territorio, invece di lasciarli fissi su una zona, perché tanto gli altri si spostano da un'altra. E soprattutto capire che abbiamo bisogno di agire, non è possibile aver paura anche in casa, ormai non c'è più orario perché ti entrano tutte le ore, se ne fregano degli allarmi, abbiamo visto i video anche prima. Qui abbiamo bisogno di una politica che agisca, dottoressa, non c'è niente da fare, perché prima si diceva, lo dico tutte le mattine, la sinistra è troppo buona, adesso c'è la destra, qualcuno ha detto che avrebbe piacere di battere un pugno in più, perché la sicurezza è una cosa fondamentale, non è possibile avere il problema delle forze dell'ordine, quando c'è una partita noi vediamo tante di quelle forze dell'ordine che fa spavento, ma la sicurezza dei cittadini dove sta? Ma come? Questi arrivano coi Kalashnikov, coi Mitra, perché abbiamo visto mettono a fuoco e fiamme i paesi, si hanno deciso di andare a rubare in quel posto nel silenzio totale, perché non c'è niente da fare. Questo è quello che passa, il messaggio che passa è preoccupante, dottoressa Cestaro, è la paura di uscire, ma è la paura anche di stare in casa. Prego, dottoressa. Guardi, mi permetta di fare una chiosa su questa cosa. Noi abbiamo visto quello che è successo con il fatto di Rami, del ragazzino che è morto a causa dell'inseguimento o perché è stato inseguito dopo aver fatto degli atti che non doveva fare. Cioè io mi metto anche nella posizione delle forze dell'ordine, che sono veramente molto attive, stanno cercando di dar da fare, sono anni che si impegnano, e la loro frustrazione nel vedere persone e gruppi di ragazzini o di adulti delinquenti che nel giro di 2-3 giorni, se va bene, sono già fuori dal carcere. Allora c'è qualche cosa che non funziona, e tocca quello che dicevo prima, la politica, e parlo della politica romana ovviamente perché la competenza delle carceri non è della regione ma è di Roma, deve capire che bisogna fare un nuovo sistema carcerario, non possiamo continuare a buttare fuori tutti, si devono costruire nuove carceri con criteri coerenti a quello che è il principio della reimmissione nella società delle persone che hanno commesso degli atti criminali, quindi farli lavorare, farli studiare, farli fare anche sport, farli sfogare, ma metterli in carcere. E nel momento in cui superano quella fase, mettiamola così, acuta di delinquenza, no? Quando capiscono dentro al loro pensiero che hanno fatto un atto criminale, rimetterli all'interno della società pian piano, magari con i lavori socialmente utili, con quello che dicevo prima all'interno dei comuni e del volontariato. Se non decidiamo di fare una cosa del genere, anche insieme ai giudici che devono diventare più rigidi su certe cose, non ne usciremo mai. Abbiamo parlato tante volte della questione anche degli investimenti stradali, no? Di atti di violenza nei confronti delle donne. Come possiamo pensare che, ad esempio, una donna denunci
quando vede che il proprio stalker dopo una settimana è libero o magari gli danno l'allontanamento a 1 chilometro da dove abita questa persona. Bisogna essere più rigidi in questo, ecco, su questa cosa qua sicuramente credo che Roma stia lavorando in maniera importante per cercare di chiudere il cerchio anche con la magistratura. Abbiamo visto non è facile, perché ovviamente sono due realtà che si scontrano, ma dall'altra parte bisogna lavorare sul sistema carcerario che va indubbiamente riformato e cambiato, ma con uno sforzo non indifferente. Io direi anche, dottoressa, che sarebbe utile investire nella famiglia. Questi sindaci che hanno questa patata bollente, lei è stata sindaco e lo sa, hanno tutte le responsabilità del mondo con la coperta più corta del mondo. Non hanno soldi da investire perché bisogna fare prevenzione per non arrivare al carcere anche sulla famiglia, perché se questo ragazzo non è in grado di essere gestito dalla famiglia perché i genitori non ci sono, ma non solo fisicamente ma anche mentalmente, non ci siamo proprio. La scuola può fare quello che può fare, ma anche gli insegnanti sono con le spalle al muro. Capisce che la politica deve decidere se vuole diventare grande o se vuole rimanere sempre a mezza età, perché queste situazioni sono diventate intollerabili, ma purtroppo i sindaci non hanno la possibilità di aiutare. Pensi che ieri mi è arrivato un uomo giovane, come diceva lei, senza un piede, completamente in sedia a rotelle, a chiedermi aiuto al banco solidale, abbandonato completamente. Vive su un albergo perché fortunatamente ha la possibilità anche di pagare, ma lui vorrebbe un appartamento, non trova assolutamente niente. Ha detto: così è impossibile andare avanti, non ce la faccio più, Mirella, aiutami, perché è una cosa insostenibile. Voleva venire anche in televisione davanti alle telecamere per dire tutta la sua rabbia, ecco, il suo malessere. Adesso vedremo cosa deciderò, però lei capisce bene che bisogna investire, perché se il sindaco non ha la possibilità, la regione in questo momento non so che risposte possa dare, visto che i bilanci li ha già fatti, le case non si trovano neppure pagando l'affitto, anche se ce ne sono tantissime di chiuse, ecco, che potrebbero essere affittate. La gente non si fida più perché siamo riusciti a mettere gli uni contro gli altri. Allora, la dottoressa Grigolin purtroppo è caduta perché andiamo nello spazio, ma le connessioni sono ancora a terra. Io mi collego con l'Australia benissimo, qua a 2 passi non riesco a collegarmi, ma non importa, andiamo avanti. Come ci saluta, dottoressa? Allora, vi saluto dicendo che dobbiamo affrontare una questione per la quale non siamo assolutamente preparati, cioè la nostra società non si è preparata nel tempo ad affrontare l'invecchiamento acuto della popolazione, la mancanza di giovani e un cambio, come si diceva prima, che è quello digitale, che ci ha presi probabilmente un po' tutti quanti alla sprovvista. L'unica cosa che possiamo fare, al di là di quello che ci siamo già detti, quindi una rigidità per chi si comporta male e la capacità di reintegro per chi ha la volontà di tornare nella società, è quella di formare, quella di cercare di fare quanti più incontri possibili, quindi come si diceva prima, coinvolgendo le associazioni e cercando di portare le famiglie, i giovani, gli anziani, tutta la società civile a capire questi meccanismi. Noi stiamo cercando di farlo per esempio con il Corecom, che anzi vorrei insomma in questa trasmissione far presente il grande lavoro che fa il Corecom Veneto per assistere le persone che vengono truffate o messe in difficoltà dalle varie società, quelle telefoniche eccetera, soprattutto gli anziani nella nostra regione, ma anche al lavoro che sta facendo contro il bullismo, il cyberbullismo e le fake news. C'è un sito della regione dedicato al Corecom rinnovato e invito tutti i cittadini, famiglie e anche giovani ad andare a visitarlo, perché ci sono degli spunti importanti proprio per capire quando si sta vivendo il bullismo, quali possono essere gli strumenti per superarlo e anche le strade per poter avere un'assistenza. Però purtroppo i nostri insieme. diversamente giovani non riescono a lavorare con questi nuovi strumenti, purtroppo, dottoressa, perciò mi fa molto piacere che lei lo spieghi in diretta, perché capisce bene come siamo con le connessioni e come siamo con i nuovi strumenti da parte di questa grande popolazione diversamente giovane, perciò è meglio che qualche volta veniate qua a spiegarlo, che capiscono molto bene. Allora, dottoressa, io adesso dopo di lei avrò le mamme no fas.
e mi farebbe piacere sentire cosa vorrebbe dire, visto che lei è anche mamma, a Giovanna Dallago e a Claudia Mazzassette, che saranno qui proprio per spiegare cosa sta succedendo. Ecco, come vuole salutare queste mamme che veramente stanno cercando di far capire il problema enorme che hanno, ed è veramente per me un onore ospitarli. Prego, dottoressa, poi la saluto. Sì, allora sulla questione FAS è una questione che conosco abbastanza bene, perché da insegnante ho cercato di trasmettere questa problematica anche ai miei alunni, è una cosa che secondo me era doverosa. È un problema molto grande che sembrava circoscritto e nato con la questione mitenni, adesso abbiamo visto che si sta andando avanti col processo, ma insomma senza grandi risultati diretti, ma la cosa che mi ha sorpreso moltissimo è stato lo studio di Greenpeace, quindi vedere che questo problema FAS si è allargato anche ad aree, paradossalmente quelle montane, mi ha colpito particolarmente la Valle d'Aosta, che non sono oggetto di grandi fabbriche, di grandi insediamenti, mi ha preoccupato parecchio, quindi penso sarà opportuno capire bene quali tipi di fonti possono portare questo tipo di inquinamento, perché evidentemente non sono solo quelle industriali, e il perché queste aree sono soggette. Per quanto riguarda le mamme no FAS, io ho avuto tanti anni, ho lavorato di fianco a Cristina Guarda, per cui so benissimo la problematica e anche la grande preoccupazione di queste mamme che tutti i giorni insomma si trovano a dover convivere con prodotti per i quali non si sa se sono state contaminate, insomma parliamo strettamente non solo dell'acqua, che ha avuto già una fase di purificazione, mettiamo con delle bypass degli acquedotti, ma soprattutto su quelle che sono le produzioni agricole, lattiero-casearie e quant'altro, perché non si sa ovviamente quale acqua viene utilizzata. Quindi a loro dico, spero che chi si occupa di questa cosa riesca a dare ascolto e risposte. Da parte mia tutta la piena solidarietà, ovviamente. Grazie alla dottoressa Silvia Cestaro, consigliere regionale della Lega, grazie veramente. Pubblicità. Notte di protesta delle mamme no PFAS, associazioni ambientaliste e sindacati che da ieri hanno piazzato le tende davanti al Tribunale di Vicenza, dove il processo Miteni è alle battute finali. Che cosa vi ha portato a passare la notte? Noi crediamo nella giustizia e che vorremmo che fosse un esempio perché quello che è successo in Veneto non succeda mai più. Un esempio perché non si ripeta. Con questo spirito hanno voluto lanciare un segnale, un messaggio deciso alla vigilia della conclusione del processo, primo in Europa che sta andando a sentenza in tema di sversamenti PFAS, e così insieme alle realtà del territorio hanno fatto sentire la loro voce e le loro ragioni, presidiando per 24 ore il piazzale del Tribunale, tornando a chiedere sia fatta giustizia. Il messaggio è quello che noi chiediamo giustizia, siamo nella fase finale del processo, nella fase dove sarà emesso un giudizio, e quindi noi vogliamo insomma avere giustizia finalmente. Sul tema bonifica? Sul tema bonifica aspettiamo e la chiediamo ancora con forza, perché bisogna eliminare alla base ciò che è l'inquinamento che continua a persistere purtroppo. Queste sostanze non devono essere nell'ambiente, devono essere tolte dal mercato e tolte dalla produzione. Non c'è un limite che ci possa preservare la salute di queste sostanze qua. È importante tenere alta l'attenzione perché sia tutti quanti, è un problema che è invisibile, però deve essere sentito da tutti quanti. Allora, prima di salutare e presentare gli ospiti, abbiamo Angelina da Treviso. Ciao Angelina. Sì, ciao Mirella, grande Mirella. Senti qua, sti politici Mirella, bisogna andare a... manca Mattarella che non sta facendo niente Mirella, non sta, è solo come sono super pagati e ne ha di viva con una pensione da fare, che ha sottoscritto che lavora, chi ieri in via San Michele, mica un negozio di frutta e verdura, per in piazza Pinelli. Mirella, sei grande, sei
meravigliosa, ti saluto e stammi bene. Grazie cara Angelina, un abbraccio grande. Allora saluto Giovanna Dallago e Claudia Mazzasette, mamme Nofas. Grazie mammine, che bello vedervi e anche con un po' di sorriso, dai. Ecco, chi la dura la vince, perché voi veramente siete molto tosti e vi ringrazio perché state facendo un lavoro in mano per tutta la comunità. Voi veramente state lavorando per tutta la comunità. Saluto anche Alberto Capelletto, già sindaco di San Biagio di Calalta Treviso, adesso consigliere comunale, però vorrei partire proprio da voi. Intanto so che siete all'esterno del tribunale, prego, chi è che parte? Anzi, vi porto anche i saluti della dottoressa Cestaro, consigliere della Lega in Regione, che è molto preoccupata per queste sostanze, addirittura quando ha sentito che ci sono anche in Val d'Aosta, che non avrebbe mai immaginato, sulle località montane, vi saluta e ha capito l'importanza invece di essere presenti e soprattutto di capire cosa si può fare. Prego, chi parte? Parto io. Parti, ciao, grazie. Siamo all'esterno del Tribunale di Vicenza dove c'è un'udienza in corso, un'udienza importante. Siamo ormai, come avete sentito, nella parte finale del processo e ci crediamo e per cui vogliamo essere presenti sempre. Cosa vi aspettate? Ecco, la battaglia sarà lunga perché qui in Italia, ma non solo in Italia, ma specialmente in Italia, i processi durano un'infinità. Questi fori che veramente riescono sempre a trovare qualcosa, qualche cavillo per rimandare, mancanza di personale, analisi, però voi andate avanti imperterrite. Ecco, cosa vi aspettate? Ecco, questa giustizia che un po' alla volta sembra aver aperto gli occhi su un problema che riguarda non solo l'Italia, ma direi l'Europa e il mondo. Prego, sentiamo cosa dice Claudia. Ma noi ci aspettiamo una sentenza esemplare perché, come dicevo prima nell'altro video, noi non vogliamo che quello che è successo a noi, ai nostri figli e nel Veneto succeda mai più in nessun'altra parte del mondo. I nostri figli sono i più inquinati, noi siamo i più avvelenati in tutto il mondo e vorremmo che questo non succedesse mai più. Per cui speriamo e crediamo che ci sia una sentenza esemplare. Giovanna Dallago, sentiamo cosa dice Giovanna, cosa senti? Ecco, che profumo c'è nell'aria? Perché voi ecco, siete là, siete presenti, questi presidi sono importanti. Prego Giovanna. Stiamo sentendo che si è consumato un crimine, si sta ancora consumando un crimine ambientale che ha danneggiato non solo l'ambiente e l'acqua, ma anche tutti noi cittadini. È stata ed è una violenza che continua a uscire dai nostri rubinetti, dalla falda. Quindi quando non abbiamo acqua sicura, purtroppo siamo in balia di un male che non sappiamo dove ci possa colpire. E questo non deve succedere, questo si deve fermare. Questo crimine deve essere fermato. Cosa dicono, Giovanni, i medici dell'ambiente che io ho avuto ospite, poi li risentiremo anche ecco, su questo tema che a loro sta molto a cuore, anche loro si stanno battendo, hanno bisogno di dati, di numeri, perché all'inizio non c'era statistica, ma un po' alla volta si riuscirà anche a fare questa statistica. Cosa dicono, Giovanna? I medici sono molto preoccupati. Tra l'altro è stato anche dichiarato il FOA cancerogeno e quindi abbiamo un dato fondamentale per dire che queste sostanze sono tossiche. Ovviamente la loro tossicità non è immediata, non è che bevendo del FOA o dei PFAS ci sentiamo male, ma è alla loro esposizione che noi siamo messi a rischio. Quindi siamo continuamente a rischio perché siamo inquinati da questa sostanza che è il FOA detta dichiarata cancerogena.
Allora, Alberto Cappelletto, dopo aver sentito queste mamme, io mi ricordo che ho avuto ospite il sindaco di Trissino, che devo dire letteralmente era terrorizzato perché tutta la patata bollente era passata al sindaco di Trissino. Allora, è facile passare il cerino quando non si vuole veramente capire da chi e dove inizia la colpa, però qua ci sono dei colpevoli che hanno dei nomi e cognomi. Però grazie anche a questi avvocati, a questi fori, come ho detto prima, il tempo si allunga, perché la legge ha bisogno di dati, ha bisogno di numeri, ha bisogno di prove certe. Però intanto si continua, anche perché non solo l'acqua, ma poi si irrigano i campi, le verdure, c'è questo scambio anche di prodotti, chissà cosa mangeremo, nessuno lo sa. Prego, Cappelletto. Ma sicuramente non è buona cosa lasciare il cerino a qualcun altro, innanzitutto. La politica, tutti coloro che hanno delle mansioni o dei ruoli nella politica dovrebbero prestare la loro disponibilità e la loro attenzione a quelli che sono i controlli, perché oggi nel paese d'Italia, ma anche in altri luoghi, mancano questi controlli su vari settori. Qui stiamo parlando di un bene, è la salute del cittadino innanzitutto, quindi partire dal inquinare le falde vuol dire, come dicevi tu, inquinare tutta la filiera, perché l'acqua viene usata per tutto, innanzitutto per la necessità umana di bere, di alimentarsi, ma dopo c'è tutto quanto le coltivazioni e le irrigazioni che vengono prodotte. Quindi noi in questa catena non la vediamo subito, come dicevano correttamente le mamme, dicevano correttamente le due signore, ma sono delle situazioni dove si vede dopo anni. Chi ci dice che oggi quello che sta avvenendo, i tumori, le malattie che stanno sempre più crescendo, non derivino proprio anche dall'inquinamento? Sicuramente l'inquinamento è parte in causa. Perché poi facciamo le campagne, promuoviamo le campagne per il fumo o per altre situazioni, però quella che è la cosa principale di non inquinare i nostri ambienti, il nostro ambiente, la qualità della vita. Noi adesso stiamo parlando di acqua, ma quante volte vediamo la cultura, dovremmo investire molto di più in cultura proprio dell'ambiente. Quante volte vediamo abbandono di sacchetti? Il mese scorso ho fatto un esposto proprio perché erano abbandonati dei sacchetti in piena campagna di rifiuti, ma questi sono nella terra, vengono abbandonati là e questi causano inquinamento, il percolamento dell'acqua. Anche la politica, specialmente quella americana, stia andando verso una politica green. Mi sembra veramente da brivido quello che sentiamo, se si avverrà quello che abbiamo sentito. Cosa ne pensate? Chiedo sia a Giovanna Dall'Ago che a Claudia Mazzassette. Iniziamo da Giovanna. Cosa ne pensi della politica green che a parole si fa, ma in certi posti addirittura fa paura questo green? Prego Giovanna. Se non abbiamo cura della nostra casa comune, non abbiamo cura neanche di noi stessi. E se non amiamo noi stessi è la cosa più grave che può fare l'uomo. L'uomo ha un'intelligenza e deve provvedere ad avere cura per l'umanità, deve aver cura per se stesso. Vivere in un ambiente che non è pulito, che non è sano, non fa bene, lo sappiamo benissimo. Portiamo i nostri figli al mare, in montagna per fargli cambiare aria, per fare respirare iodio, ossigeno. Ma cosa serve allora far tutto questo se non abbiamo cura di questa casa comune? Claudia Mazzassette, cosa dicono i ragazzi, i vostri figli, quando parlate? Perché poi questi ragazzi, se riesci ad ascoltarli, perché loro sanno parlare, sanno cosa devono dire, ecco, come vivono questa situazione? Prego Claudia. Ma hanno sicuramente paura per le possibili patologie. Già alcuni dei nostri ragazzi hanno patologie o hanno esami alterati del sangue, per cui non vivono sicuramente serenamente e ogni volta che c'è una malattia nuova tra di noi il primo pensiero è sono stati i PFAS a provocarla e non è facile, sono sempre
è una spada di Damocle che abbiamo sul collo e che bombe a orologeria che prima o poi scoppieranno, non si sa come, non si sa quando, e non si vive serenamente. Loro meno che mai. I politici devono avere coraggio di esporsi, e se ognuno con il proprio ruolo fa la sua parte, le cose si possono cambiare. La soluzione, se si può chiamare così, è la messa a bando dei PFAS. Senti Claudia Mazzassette, lo chiedo anche a Giovanna Dallago e poi sentiremo anche il commento di Alberto Cappelletto, ma è facile passare sempre il cerino a Roma. È a Roma, è a Roma, è a Roma. Secondo voi c'è qualcuno che doveva aver ascoltato prima? Perché è facile passare il cerino all'ultimo governo. Prima abbiamo avuto tanti governi, abbiamo avuto governi di sinistra, di centrodestra, di destra, però il problema esisteva da anni e anni, però tutti mettevano la polvere sotto il tappeto, perché quando inizi a fare nomi importanti, controlli su aziende importanti, là si blocca tutto. E abbiamo visto poi gli effetti che noi adesso vediamo. Ecco, cos'è che secondo voi anche a livello regionale si poteva fare qualcosa di più? Perché veramente non riusciamo a capire questo silenzio per tanti anni, mentre queste falde venivano sempre più inquinate in profondità. Sentiamo Giovanna e poi ritorniamo da Claudia. Io credo che la politica deve essere unita. Non ci si deve far belli sicuramente a danno degli altri, ma a danno dell'ambiente, ma deve essere un unico pensiero, deve essere un'unica la strada da percorrere. Ci si deve unire, mettere insieme dire cosa è giusto fare, cosa è bene per tutti fare. Finché la politica vuole mettere la sua bandierina, queste cose non si risolvono, questi problemi non si risolvono. La bandierina deve essere comune, deve essere di tutti, perché è un problema di tutti. Vediamo che non c'è unità nella politica, non c'è unità, non c'è la volontà di mettersi uniti. Sembra quasi uno scontro continuo, un voler prevaricare l'uno sull'altro, e questa cosa noi non la capiamo, non la capiamo. L'acqua non ha bandiere politiche, l'acqua è di tutti, il bene comune è proprio di tutti. Deve essere in primis dei politici che sono il nostro prolungamento. I politici sono il prolungamento dei cittadini, sono la voce dei cittadini. E mi sembra di capire, e l'abbiamo sperimentato in questi 2 giorni di presidio, che i cittadini sono uniti, sono tutti uniti a chiedere acqua e ambiente salubre e ambiente sano, ma l'acqua, che è vita, deve essere pulita per tutti. Claudia? Io dico che noi siamo state qui al presidio per i nostri figli soprattutto, ma anche per i figli di tutti, per i figli degli altri, compresi i figli dei politici, perché anche loro hanno figli, e chi non ha figli ha nipoti, per cui è una battaglia di tutti, non è una battaglia solo nostra, e i politici devono fare la loro parte, di qualunque colore. L'acqua non ha colore e l'ambiente nemmeno. Si diceva, Cappelletto, l'acqua del sindaco, lei è stato anche sindaco, beviamo l'acqua del sindaco. Bisogna vedere che sindaco hai e dove ti trovi, perché giustamente queste mamme dicono una cosa importantissima. In questo caso la politica dovrebbe essere unita, non ci sono colori, è un bene comune, anche loro hanno figli, nipoti, cosa sta succedendo? Possibile che non si riesca a investire e fermare questo inquinamento? Andiamo pure nella Luna? Io sono convinta che se si vuole si può fare, non del tutto, ma iniziare a qualcosa. Sì, perché se spostiamo, ecco, da una parte, da una zona all'altra, abbiamo sentito in Val d'Aosta la dottoressa Cestaro, consigliera regionale, ha detto che avrebbe mai immaginato, eppure l'acqua corre e cammina. Prego, Cappelletto. Innanzitutto permettimi di ringraziare queste persone, perché stanno dimostrando che insieme si possono fare tante cose. La politica manca su tanti temi, purtroppo ci sono
i delinquenti, perché chi inquina le falde sono delinquenti, la magistratura adesso il processo emetterà la sua sentenza nei confronti di queste persone che non hanno svolto nel migliore dei modi il loro lavoro. Però grazie per esserci, perché stiamo vedendo anche le ricadute sociali poi di questo. Parlavamo dei figli, ma i figli, questi ragazzi che cominciano ad avere delle patologie, vuol dire che stanno precludendo il loro futuro a una situazione di incertezza, di precarietà, al posto di vivere un futuro con il pensiero che potrò sposarmi, potrò realizzare qualcosa, un'attività lavorativa, una casa, una famiglia, stanno pensando che devono curarsi, cosa ci sarà, cosa non ci sarà. Quando ti trovano qualcosa nel sangue, il primo pensiero, che non va bene perché si producono anticorpi, il nostro corpo produce anticorpi, e quindi nello stesso momento in cui produci anticorpi vuol dire che c'è qualcosa, può essere un raffreddore, può essere anche qualcosa di ben più grave, ma a quel punto là il primo pensiero che scatta è quello di dire in una persona tocca a me, e questo è un pensiero che ti fa vedere in modo positivo il futuro? No, non credo. La politica deve porsi queste domande, perché attraverso queste domande riesci a trovare delle soluzioni. Poi vogliamo investire nell'ambiente? Certo, deve essere un'azione unitaria. Purtroppo hanno ragione anche le signore che oggi la politica è prevaricazione. Io dico è tifoseria, perché se uno amministra male deve essere mandato a casa. Senza ma è quello che fa il cittadino? Il cittadino ha sempre ragione, perché sono i cittadini che vanno a votare. Dopo entreremo in una dinamica di dire andate a votare, perché solo così è sempre di più. Invece stiamo vedendo anche una defezione da parte dei cittadini nell'andare a scegliere i propri amministratori, e questo è un problema del paese, non solamente del paese Italia, ma di tanti paesi. Il problema è che noi arriviamo al sindaco, poi non arriviamo da nessuna parte perché nessuno cambia la legge elettorale, ci troviamo quei listini bloccati, delle volte non sappiamo neanche chi sono queste persone candidate dalle segreterie. Guarda. E soprattutto promuovere per rimuovere, poi regna sovrano su quelli che hanno anche fallito a livello proprio di politica. Ma quello che spaventa è che prima Antonio ha chiamato dicendo che ci sono questi campi dove verranno piantate queste pale, veramente incredibile, perché mi sembra che abbia detto quintali e quintali di cemento che per piantare queste pale, che ci vorrebbe anche tanto di quel vento che noi non l'abbiamo, e soprattutto terza, quarta corsia cemento, sempre cemento, perché il vero business è il cemento, non c'è niente da fare. Queste pale eoliche che per metterle su in piedi nel nostro territorio, e poi questi espropri che vengono fatti, non si riesce a capire bene chi ha ragione, chi ha torto. Ecco, questa arroganza delle volte della politica, molto arrogante, poco senso di responsabilità nell'ascolto, perché alla fine sono dipendenti nostri, sono pagati da noi, eppure noi vediamo, non sempre, ma molte volte, questa arroganza nel non poter neanche ascoltare le persone. Prego, Cappelletto. Questo succede, e dietro questo ci sono sempre quella parola interessi, denaro. Se non si vuole investire nel green, perché costa, perché ha un costo. Però è anche vero che non si guarda sempre alle cose nell'immediato, no? Quello che produce ricchezza immediata, e non si guarda cosa succede dopo, nel futuro. Ecco, la politica dovrebbe iniziare a guardare a questo. Io posso dirlo, ma permettetemi, lo dico anche con una certa presunzione, da sindaco quelle piccole cose che potevo fare le ho fatte. Il controllo e la tutela dell'ambiente quando abbiamo tantissimi vigneti nel nostro Veneto, e quindi c'è la necessità di tenere i vigneti da parte degli agricoltori, quindi buttare sostanze che per la persona sono nocive, quindi controllarli, tenerli monitorato, condividere anche con loro in modo tale da far capire che c'è
il rispetto dell'ambiente, c'è la necessità dell'agricoltore di poter coltivare e c'è la necessità anche dei cittadini di poter vivere in ambienti sani, salubri. Quindi sono piccole, qui stiamo parlando del PFAS che è concentrato in determinate zone, ma guardiamo a tutto quello che ci circonda, che avviene nei nostri territori, che non è solamente quello. Infatti adesso c'è questo tema delle pale eoliche, non so se nel nostro territorio, ecco, c'è qualcosa proprio della trasparenza. Devo correre, Cappelletto, se no non ce la faccio, devo far vedere anche un altro presidio tribunale, andiamo a vedere e poi commentiamo. Siamo qui per chiedere giustizia perché il processo è arrivato alle fasi finali e c'è bisogno di far sentire la nostra voce più che mai in questo momento. Giustizia è quanto chiedono le mamme No PFAS, che insieme ad associazioni ambientaliste, sindacati e al sostegno di molti amministratori del territorio si sono ritrovati in un presidio davanti al Tribunale di Vicenza. Mobilitazione che coincide con le battute finali del processo Miteni per la contaminazione da PFAS. Alcuni di loro resteranno a manifestare nel piazzale fino a domani pomeriggio per tornare a parlare dell'inquinamento e dei pesanti rischi connessi e chiedere il diritto alla salute e la bonifica dei territori inquinati. La bonifica è essenziale perché è inutile andare avanti e fare acquedotti nuovi, mettere filtri se non viene tolto il problema alla base, cioè il terreno che continua a inquinare la falda. Quella è essenziale, va fatta il prima possibile. Tema della contaminazione da PFAS che richiama l'attenzione delle amministrazioni in termini di tutela della salute dei propri cittadini. Noi siamo qua naturalmente perché insieme a tutte le associazioni chiediamo naturalmente giustizia per questo inquinamento che sicuramente ha avuto delle conseguenze sul nostro territorio e che noi adesso appunto stiamo pagando. Ci hanno ricordato quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che ogni cosa deve essere fatta anche in previsione della tutela delle future generazioni. Ecco, questo forse non è stato fatto, c'è l'impegno, il Comune di Vicenza c'è, abbiamo presentato e approvato una mozione ancora a luglio dell'anno scorso in cui chiediamo proprio che non ci siano più PFAS in produzione a meno che non siano strettamente necessari. Questa mozione l'abbiamo spedita al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e allo stesso Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo istituito l'osservatorio FAS e questo osservatorio con il sindaco e me qualche giorno fa ha incontrato proprio una delegazione delle mamme No FAS per capire insieme a loro e ascoltare da loro stesse quello che è la loro realtà. E allora adesso andiamo a vedere anche Arzignano, obiettivo acqua zero PFAS e poi commentiamo. Arzignano non è mai stata dichiarata in zona rossa perché i valori dell'acqua sono sempre stati sotto dei limiti previsti dalla Regione Veneto. Tuttavia abbiamo sempre lavorato in sinergia con Acque del Chiampo per portare i valori dell'acqua a zero FAS. È un grande obiettivo che possiamo dire in questi giorni sta per essere raggiunto perché i filtri del centro idrico Canove che porterà acqua zero FAS nel 78% del territorio arzignanese sono già in funzione. Per dare l'ufficialità però del zero FAS attendavamo appunto la certificazione tramite delle analisi che abbiamo chiesto ad Acque del Chiampo appunto di effettuare. In questi anni Acque del Chiampo ha lavorato prima di tutto per mettere in sicurezza le zone che appunto erano state dichiarate zone rosse. Adesso però anche Arzignano entro fine anno, verranno installati anche i filtri a carboni attivi anche nei restanti centri che forniscono appunto acqua al nostro territorio, che rappresentano quindi più o meno il 20% e quindi potremmo raggiungere l'obiettivo zero FAS. Allora, Cappelletto, la legge batterà un colpo, la politica si deciderà finalmente intervenire a gamba tesa come fa in altre situazioni e non fare commissioni su commissioni, ma veramente un processo che deve avere un segnale certo. Prego, Cappelletto. Allora, sicuramente quello che dici tu è corretto, deve battere un colpo e vediamo cosa ne uscirà, perché poi sono politiche anche a livelli superiori rispetto a quello che può essere il ruolo di un sindaco. Io dico, abbiamo la fortuna di poter avere fondi del PNR per il nostro paese, stiamo parlando di miliardi, e per l'assetto geologico, per il cambio delle linee di acquedotto che sono ancora con presenza di amianto. Abbiamo la possibilità di fare investimenti importanti strutturali nel nostro paese Italia e siamo in ritardo.
o non li chiediamo addirittura, perché questo è il tema, perché sapendo che c'è, noi parliamo della nostra pianura padana, noi potremmo dire stiamo vivendo a San Biagio, viviamo ancora in un'isola felice, parlo di San Biagio come le realtà che dalla provincia di Treviso, dove determinate situazioni non ci sono, però ricordiamoci, quando arriva l'inquinamento dell'acqua, poi la prima cosa che si fa qual è? Chiudere quel pozzo, chiudere quell'utenza, chiudere quella possibilità di usare. E guarda, sembra di essere 50 anni fa, ma c'è un censimento che ci dice quante persone usano l'acquedotto, ma soprattutto quante persone ancora oggi usano i pozzi per poter avere l'acqua. Questo non abbiamo la minima idea, ma sono tantissime, e anche nelle nostre realtà locali, e questo crea, cioè, la preoccupazione quando parliamo un tema che ci colpisce anche direttamente sulla salute, perché sappiamo che ci colpisce la salute, poi diventa un problema sociale, perché le persone vivono con la paura di dover ammalare il proprio corpo per la loro Però volontà. lei ha detto una cosa importante, Cappelletto, questi fondi del PNRR che ne abbiamo spesi pochissimi, abbiamo presentato pochissimi progetti, allora o non riesco a capire io o qualcuno non sente quello che si dovrebbe fare presentando dei progetti importanti che salverebbero non solo il nostro Veneto, non solo perché ricordiamo che i FAS sono in tutta Italia, ma anche tutta l'Italia. Sentiamo cosa dice Giovanna Dallago e Claudia Mazzasette su questi fondi che potrebbero essere stati spesi proprio per questo problema enorme che è la salute pubblica, però non è che io abbia sentito che questi politici hanno battuto dei colpi su questo tema così importante che sono i PFAS. Prego Giovanna. Stiamo rincorrendo un po' il problema, nel fatto che interveniamo solo se c'è il problema. Non viene mai applicato il principio di precauzione. È come se una casa, prima di intervenire a mettere a posto il tetto, debba cadere e uccidere qualcuno. E allora poi si interviene. È un sistema sbagliato, è un sistema che non funziona. È come se, io parlo da mamma, il figlio viene bocciato a scuola e allora mi attivo a pagargli le ripetizioni o a mandarlo a qualche gruppo di sostegno di dopo scuola. Così non funziona, così non è prendersi cura, questo non è il principio appunto di precauzione, di prevenire e di essere attento. Io dico alla politica, agli amministratori, a tutto, dobbiamo stare attenti, non correre ai ripari quando i danni sono già stati fatti. A quel punto è troppo tardi e tante volte non serve a niente e si spende molto, molto, molto di più. Claudia Mazzasette? Ma i costi poi sappiamo che non sono impossibile prevederli. Nel senso che possiamo dire quello che è stato speso adesso, però è quello che ci sarà nel futuro. Parlava Cappelletto di costi sociali, non solo costi sociali, i costi economici, quello che è costato fare tutta la sorveglianza sanitaria, gli esami, i controlli e curare le patologie, per cui bisogna veramente pensare ad anticipare queste cose, perché aggiungiamo i costi degli acquedotti, i costi dei filtri, sono costi, ripeto, che adesso non si riescono a quantificare, si saprà nel futuro, ma in un lungo futuro. Bisogna anticiparle queste cose, come dice Giovanna, non aspettare che succedano. Allora, siccome siamo in chiusura, che appello vuoi fare, Claudia? Ecco, un altro appello per cercare che questo processo abbia veramente la serenità e la lucidità per decidere il bene dell'umanità, perché questo si parla. Prego, può essere un inizio. Prego, Claudia. Ma che si mettano tutti una mano sulla coscienza. Il danno è stato fatto, un danno irreparabile purtroppo, la nostra falda è stata inquinata e non si potrà più usufruire, per cui che si mettano una mano nella coscienza tutti, ripeto, deve essere una cosa che non succeda mai più in nessun'altra parte del mondo.
e questo deve passare il messaggio che chi inquina paga, anzi sarebbe ancora che non bisogna assolutamente inquinare. Allora sentiamo invece Alberto Cappelletto, che siamo in chiusura. Condivido tutto quello che è stato espresso. Dico una cosa, abbiamo parlato di costi. Adesso un danno è fatto, bisogna mettere in campo tutte le risorse per poter garantire la salute pubblica e la qualità della vita, ma dobbiamo incominciare anche a cambiare il modo di pensare. L'ambiente non deve essere considerato un costo, investire in parchi, investire nella bellezza e nella qualità della vita non deve essere considerato un costo, deve essere considerato un investimento. Solo così possiamo cambiare anche quel modo di pensare e portarsi che gli amministratori inizino, chi non l'aveva fatto, ma che possano continuare a produrre benessere e qualità della vita. Sì, ma per quello che sentiamo, terza corsia, quarta corsia, pane eoliche, altro che green. Giovanna, come ci saluti? L'appello veloce. Dobbiamo amare la nostra casa comune, il nostro ambiente, ma soprattutto i nostri figli. Se amiamo i nostri figli possiamo credere in un futuro felice per tutti. Grazie a Giovanna Dallago, a Claudia Mazzassette, mamme no più facile, state con noi sempre in gamba, sempre avanti mammine, mi raccomando, sempre avanti, che avete la solidarietà del popolo italiano, voi sì che ce l'avete, ve lo dico io. Grazie anche a Alberto Cappelletto, già sindaco di San Biagio di Calalta, consigliere comunale sempre a San Biagio di Calalta del Partito Democratico. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Polpette al limone. Il limone è simbolo del clima e del sole mediterraneo. Il limone ha però origini asiatiche. Fu trovato allo stato spontaneo in Cina e in India e fu adoperato per le sue proprietà antisettiche, antireumatiche e tonificanti. Ingredienti per 4 persone: 500 g di polpa tritata di vitello, 50 g di mollica di pane raffermo, 3 cucchiai di pecorino grattugiato, latte, 2 uova, uno spicchio d'aglio, 2 limoni, un ciuffo di prezzemolo, pan grattato, olio, sale, pepe. Sbriciolate la mollica di pane e trasferitela in una ciotola con latte quanto basta. Amalgamate la carne con un trito d'aglio e prezzemolo. Il pane strizzato e sbriciolato. Il pecorino. La scorza dei limoni grattugiata, solo la parte gialla. Una presa di sale. Una spolverata di pepe. Legate tutto con le uova battute. Formate delle polpette.
arrotolatele nel pangrattato e disponetele in una teglia rivestita di carta da forno su uno strato di foglie di limone unte d'olio. Irrorate con un filo d'olio e infornate a 200 gradi per 20-25 minuti. E buon appetito!